Gli amici bellini. Come va? Come va? Ci siamo, dai. Lo so che c'è Inter Juventus, ma non ci interessa, noi dobbiamo pensare ai fatti nostri. Con un occhio sempre a Inter Juventus, perché non è che uno può far finta di niente, sempre lo stesso campionato giochiamo fondamentalmente, poi ci sono dinamiche diverse, non fa niente, insomma affronteremo tutti i discorsi perché ci saranno molte cose di cui parlare stasera e di cui parlare anche domani, ovviamente con l'approfondimento tattico, con la lavagnetta. Sicuramente ci saranno le interviste che vorremmo approfondire, io ancora non l'ho sentite. Sono troppe cose da fare, però noi piano piano le facciamo tutte. E nel salutare Falco75 che saluta tutti e dà il benvenuto agli amici bellini, facciamo un giro di saluti prima di fare un leggero, non lo chiamo editoriale, ma insomma, benvenuto Giuseppe Peperna tra i nuovissimi iscritti. Like preventivi, ho visto ce n'erano una 60, lasciamone a iosa proprio per smuovere l'algoritmo alla fine e per dare anche soddisfazione agli amici mod che se lo fanno sempre a tarallo, Torno un attimo indietro con i messaggi e facciamo un pochino di saluti generali. Enzo Minichino, Salvatore Tortora, Smoke, Enzo era molto loquace, Luca Del Giudice, Antonio, Marco Borriello, Vet Rug, Orag, Pepsi Pep, Luca Cerullo, vediamo chi c'era Francesco Langella, tutti questi erano in pre-live, gli amici straordinari in pre-live che cominciano già a parlarne. Marco Piccolo, Max Allegri che non manca mai, si sdoppia, Max Allegri è attualmente impegnato nella partita dove l'Inter è in vantaggio, ma comunque è qui con noi. Adriano, Rosario, Forza Napoli, sempre Pier Davide, Giorgio Mele, Luca De Stefano, l'utente senza voglia, potrebbe essere un utente senza voglia, e facciamo un giro finale perché poi siete tantissimi. C'è anche Polli, penso che devo... Quante cose, Donato, bravo, quante cose, tantissime cose di cui parlare. Ciccio Gasolino, Zaratame, eccetera. Ho visto anche gli abbonati, ho visto... Fammi vedere, c'era Levitan che da ex arbitro ovviamente ci dà lo spunto alla grande, c'è l'amico che avevo visto qua, Mauro Garofalo, insomma, tante cose. Valeria, Luca, Mario, Ayub, live, esattamente Mattias, siamo live. Una massa di insulti, una massa... Allora ragazzi, vogliamo aprire con l'arbitraggio? Apriamo con l'arbitraggio. È facile perché facendo un giro veloce su Instagram, sui social, c'è quella gamba altissima di Abraham sulla faccia di Zielinski ed è facile dire seconda ammonizione, eccetera, eccetera. Io mi concentro anche sulla prima ammonizione, che però mi sembra veramente una cosa al limite dell'assurdo. Cioè, per questo poi si deve parlare di un arbitraggio inadeguato a prescindere, non solo contro il Napoli, ma inadeguato a prescindere, perché la prima ammonizione ad Abram, se non vado errato, avviene perché lui rientra che non aveva avuto il permesso, qualcuno gli aveva detto di rientrare. Insomma, il famoso buonsenso che un arbitro dovrebbe utilizzare per non scaldare gli animi in una partita che sai, perché gli arbitri le devono preparare le partite e quando vanno ad arbitrare sanno questa è una partita tosta, questa è la partita che viene da Mourinho che sta ingazzato, viene post Mourinho Juventus, il Napoli che è primo in classifica, insomma
una partita che si prepara già tosta e tu non devi alzare la tensione con decisioni così, e poi sono cominciati a volare cartellini nelle panchine, l'ammonizione a Mourinho che poi si fa espellere e Mourinho fa il così, che è a metà tra il sarcasmo o l'ammissione a dire sì, mi dovevi espellere perché ho fatto una reazione così, ma poi addirittura la somma di questa massa di errori e di inadeguatezza si ha quando Spalletti c'è Lozano, Luca Capozzi si è abbonato a Caffè Napoli 1926 e io lo ringrazio e ricordo a tutti gli abbonati che mi fossero sfuggiti, perché poi molto spesso YouTube non mi manda le notifiche in tempo a meno che non avvenga in live, di contattarmi su Telegram o su Instagram, così posso inserirvi nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Grazie Luca, benvenuto. Per chiudere il discorso, Spalletti, bravo Davide si chiama, bravo Massa, bravo già alla fine, e Spalletti lo fa sempre a fine partita che si complimenta con l'arbitro, ma lo fa in maniera sincera, non era un bravo sarcastico. E Massa che ha la coda di paglia, evidentemente, una coda di paglia calcisticamente parlando, una coda calcistica di paglia, lo espelle perché pensa perché sa di essere inadeguato, probabilmente calcisticamente parlando, e si sente chiamato in causa come se fosse una cosa, ed espelle Spalletti. Ma perché io non devo avere Spalletti in panchina nella prossima partita perché tu sei così? Voglio che si faccia ricorso, un ricorso feroce, perché non esiste proprio. Poi non lo so se Spalletti ne ha già parlato, se ci sono cose, ecco perché si va live, perché voi mi date gli spunti che vedo già, e ne parleremo alla grande, su tutte le cose belline o meno belline, calcisticamente parlando. Certo Volli, che io non mi faccio denunciare da nessuno, alla grande. Buonasera Angela, buonasera Davide, 25 punti su 27, piangete, ma chi sta piangendo? Quando ad agosto si parlava di una squadra che miracolosamente poteva giocarsela per il quarto posto, ma fate i tifosi ste. A chi ti rivolgi Davide? Perché stai così? Ti ho visto pure nel gruppo che stai come un patto. C'è qualcuno che evidentemente si sta lamentando. Secondo me non ci sta molto da lamentarsi oggi, è stata una partita tosta, maschia, vera, equilibrata, lottata su tutti i palloni. Poi veramente in queste cose, e se non sbaglio anche Mourinho l'ha detto, ho letto delle dichiarazioni nella partita equilibrata dove si poteva vincere, entrambe le squadre potevano vincere. Poi possiamo parlare delle occasioni che mi sono scritte sulle bollette sicuramente, e possiamo anche guardare gli XG che questa volta non ci sorridono. Arbitraggio massa di incompetenti, bella di incompetenti con l'apostrofo, straordinario Giorgio Mele, memora bellino, non bellino l'arbitraggio, che veramente non mi convince, Andiamo a leggere un pochino di messaggi, dai. Riccardo Vita, vale la solita partita 11 contro 14, ma va bene così, non c'accira nessuno. Benvenuti ai nuovi entrati, avete messo un like prima, se siete completamente pazzi se non l'hanno messo, altrimenti mi fermo e bevo. Il Napoli vero mi piace, bisogna che si tuteli Victor, perché non è possibile che lo picchino così in tutte le partite, oltre ad essere picchiato, che calcisticamente tra virgolette ci sta pure, perché gioco fisico, maschio, eccetera eccetera, se non lo prendi ammazzate non lo fermi mai. Va anche tutelato sempre a livello psicologico, perché per le reazioni avete visto, se avete visto già la reaction mia, io lo sottolineo bene, lui prende una gomitata in testa, poi sbaglia nella reazioncina dove scalcia un attimo,
Poi Mancini fa finta perché è simulazione, quando quello ti prende o non ti prende, la solita cosa scandalosa che devono fare finta, devono ingannare perché poi sperano che magari il VAR intervenga e perché poi così l'ha preparata Mourinho, ne sono convinto, ragazzi, una bella gabbia intorno ad Osimhen, innervositelo, così uno in meno e vinciamo la partita, perché Mourinho queste cose le prepara, credetemi, lo sa bene qual è la forza dell'avversario e quindi ci ha provato. Per fortuna non ci sono cascati, ma bisogna tutelare. Diciamo le cose sempre, ci proviamo. Speriamo che il nuovo corso comunicativo del Napoli comporti anche il ricorso. Partita dura e pareggio giustissimo, Massa a parte. Bene Davide. Gli XG adesso te li mostro, Alessandro, ci troviamo ed eccoli qua. La Roma è in vantaggio, la Roma meritava di segnare almeno un gol e vedete i pallini, quelli là azzurri sulla destra, qua, questi pallini qua sono le occasioni della Roma, mentre le occasioni del Napoli non arrivano a un gol effettivo, perché poi se andiamo a vedere, se andiamo a riconsiderare, io vedo quasi più occasioni per il Napoli create, però quelle là che hanno creato la Roma sono state abbastanza più importanti e un po' più clamorose. Il tiro iniziale di Pellegrini, niente di che, ma il tiro di Abraham che finisce fuori e lì era lui e il portiere e c'è stato, però poi ho rivisto bene nel replay quello, io parlavo di contatto con Ramani, alla fine Ramani va col piede, il piede sta sotto ed è Abraham che correndo si toccano, ma non è fallo né di Abraham né di Rachmani, è giusto lasciare correre per una volta e quindi lì è un gol quasi clamoroso mangiato. Poi c'è il tiro di Zielinski che va fuori, il tiro di Osimhen alto in fuorigioco, molti fuorigioco, lì si può vedere se Osimhen è troppo in foga per andare in avanti o se il passaggio è arrivato leggermente in ritardo, sempre nel mezzo c'è la verità. Tiro di Insigne forte alto, il tiro parato. Poi bisogna anche considerare che negli XG, attenzione, non ci sono le occasioni che vengono considerate fuori gioco. Ma mi fermo e leggo Salvatore Iazzetta che dice: pareggio che ci può stare, fuori casa contro la Roma che ha avuto le migliori occasioni, arbitro spaesato, Napoli forte anche in questo 0-0. Mi piace molto, Salvatore, la tua analisi e anche l'aggettivo scelto, spaesato, mi piace perché è un aggettivo bellino per dire la difficoltà, per sottolineare la difficoltà in cui si è trovato Massa. Continuando con le occasioni, c'è il rigore su Anghissà, perché noi se vogliamo non essere troppo troppo tosti e decisi con la decisione su Abraham, la gamba alta sulla faccia di Zielinski, però quello su Anghissà no, perché se lui sta correndo verso il pallone e gli finiscono i tacchetti sul polpaccio al punto che cade e non riesce a continuare la corsa e fa anche male, perché il tacchetto sul polpaccio fa male, volontario o meno, non ha nessuna importanza, gli ha impedito la corsa, quello è rigore netto e il VAR deve intervenire, come l'ho visto io da casa, come l'avete visto voi, non l'hanno visto magari allo stadio live perché era complicato da vedere, ma il VAR lo deve vedere e il VAR mi deve dare il rigore, poi Insigne lo sbaglia e noi facciamo le polemiche, nel frattempo datemi il rigore, ma assolutamente, perché non esiste proprio. Continuando con le occasioni, c'è quella situazione pazzesca sul cross di Politano che verso Osimhen, che finisce sul palo in quel sandwich tra i Bagnez e Mancini, e poi la palla finisce a Mario Rui e c'è un intervento alla disperata di Karsdorp che manda il pallone in calcio d'angolo. Questa è l'occasione più clamorosa per il Napoli, un paio di occasioni all'interno della stessa azione. Poi c'è la traversa di Osi, un lob di testa, e poi vi dicevo, negli XG non vengono considerate molto spesso le occasioni che poi anche a fine occasione vengono considerate fuori gioco, quindi molte delle occasioni del Napoli non risulteranno in queste cose qua, perché molto spesso il Napoli finisce l'azione, arriva magari anche al tiro eccetera eccetera, però se poi quelli sbandierano dopo in ritardo con via telefono, via VAR, non viene considerata probabilmente negli XG e quindi non sale il numero delle occasioni. Però il tiro al volo di Pellegrini
con quel lob di Karsdorp che scavalca Koulibaly, che è andato leggermente fuori, e poi il colpo di testa di Mancini, che è forse l'occasione più clamorosa su calcio di punizione, che non c'era. Ripetiamo bene, calcio di punizione, fallo di Mario Rui che non c'era, e Mario Rui, che lo sapete, è rissoso, è stato pure tranquillo nel dire Massa, guarda, proprio con le mani sul cuore, non era fallo. Pensa se prendevamo gol su quella cosa là. Per fortuna l'azione finisce col tiro fuori, col colpo di testa fuori, ma questa è stata l'occasione forse più clamorosa della partita. Poi c'è un'altra occasione per Elmas parato e il gol di Osi in fuorigioco, purtroppo netto, che ci ha fatto perdere la voce inutilmente, perché è così, Camafà, va bene così. Che non c'era, bravissima, che non c'era, hashtag che non c'era. È fallo, siamo pazzi ma primi. È vero Alessio, perché poi guardando la classifica il Milan ci recupera 2 punti, ovviamente per la partita incredibile contro il Bologna, però il Napoli è tra virgolette ancora primo per differenza reti. Insomma, e quindi qua si annulla tutto quel discorso che il Napoli ovviamente ha punteggio pieno, vale lo stesso discorso del Milan. Il Milan pareggia con la Juventus, il Napoli pareggia con la Roma, c'è un equilibrio generale. Però c'è da dire, adesso l'Inter sta ancora giocando, che le milanesi sono ovviamente tornate in auge, pur avendo venduto Auge, il norvegese, di dove era quello là. Le milanesi ci sono, in un modo o nell'altro ci sono, e anche lì si può parlare, insomma, autogol di Ibrahimovic, poi segna pure Ibrahimovic, è una roba incredibile. Viva José Mourinho, Taha Abderrauf Fritis. De donde, questa sarà una roba portoghese, no, non so parlare portoghese. Subscribe to the channel, my friend, if you understand English, perché viva Mourinho, va bene, va anche bene, ma viva Spalletti, sempre viva Spalletti. E questo, capito? Bravo Riccardo, perché poi alla fine le cose si soppesano. Vedi che mi viene in aiuto Fabio Versatile con tutte le lingue possibili, in auge. Ci serve molto mazzo, tanti rimpalli a favore della Roma e 2 legni. Hai ragione Carlo, però una cosa che mi piace sottolineare in questa partita è che il Napoli non si è tirato indietro nella lotta, e questa è una cosa che Spalletti apprezza e ha sottolineato più volte. Alle volte non devi essere passeggero della gara, però quando c'è equilibrio, un po' la palla la tieni tu e un po' la palla la tengono loro. Nel secondo tempo il Napoli per 20-25 minuti si è preso il pallone e ha fatto la partita all'inizio del secondo tempo. Dopodiché ci sono state delle occasioni della Roma e a centrocampo si è lottato alla grande. Anghissà ha fatto una partita grandiosa. Per me va sottolineata la partita di Fabian Ruiz, monumentale, perché comunque ha giocato sempre ad un tocco ed è stato lì anche ad aiutare in difesa ed era importante. Molti mi state dicendo che Zielinski insomma non ha fatto una partita incredibile, sta andando avanti e indietro ragazzi con queste noie anche di infortuni. Questo è uno dei temi, bisogna capire se il nuovo modulo penalizza troppo Zielinski, se non si trova ancora con i dettami tattici, perché l'anno scorso Zielinski abbiamo visto che sotto punto ha fatto un campionato più che straordinario e soddisfacente. Vediamo se questo, ci dobbiamo chiedere se questa è la problematica o se dobbiamo assolutamente pensare che magari con questo modulo, tra il modulo e gli infortuni, insomma, non sempre si può avere tutta la squadra sempre in grandissima forma. Per uno Zielinski che non ci ha convinto tanto, io ci metto anche Insigne che aveva il piede caldo, nel senso le sventagliate, i cambi di gioco, bene, preciso, insomma il piedino di Insigne non è venuto meno, però ha perso secondo me la partita fisicamente, nei contrasti, nella fisicità degli avversari. Quella fascia ha sofferto molto la differenza di fisicità, secondo me si può dire così, e non credo di dire una sciocchezza, perché Mario Rui e Insigne contro Zaniolo e Karsdorp è una bella lotta dove fisicamente vincono loro. Devi accettarlo purtroppo, però
c'hai Anghissà a centrocampo che ti equilibra la cosa, c'hai Koulibaly che ha fatto una partita incredibile, Di Lorenzo si è distreggiato molto bene e Osimhen ha fatto la lotta, quindi andiamo avanti. Quello su Anghissà secondo te è rigore? Secondo me sì, secondo me senza dubbio sì. Quando hai da recriminare solo sull'arbitro, allora vuol dire che ci sta da essere soddisfatti di questo pareggio. Non credo che tutte le big vinceranno a Roma. Sicuramente, veramente poi la incontriamo anche la Roma dopo una partita come quella, quindi avevano tanto da dimostrare, da reagire. Non c'era dubbio sotto questo punto di vista, e quindi anche non siamo stati fortunatissimi, se vogliamo, nell'incontrarla in questo momento. C'è da dire che siamo stati fortunati però ad incontrare la Juve nel momento no loro, e quindi in questo caso si equilibra. Poi dobbiamo vedere le altre squadre cosa faranno. Valentino ci dice Fabian Anghissà migliore in campo, e sono d'accordo. Zielo ha avuto Cristante ad uomo addosso tutto il primo tempo, vero. Aggiungo un altro spunto, io ho visto Anghissà a uomo su Veretù, e Veretù non ha fatto tantissimo, ma ringrazio ancora una volta Levitan Artemius Blo. Ma quindi l'esame non lo ha superato, il Napoli non lo ha superato, perché c'è il famoso esame della Roma, ed ecco le notifiche incredibili, perché il Napoli è sempre sotto esame, è proprio vero Alberto, e non c'è dubbio. E vediamo cosa diranno i giornali domani, perché insomma Pino ci dice un punto guadagnato in una battaglia in cui abbiamo dimostrato di avere nervi saldi, saldissimi, non volermene, ma speriamo di aver messo in soffitta il fragili mentalmente. Non te ne voglio, Pino, assolutamente. Io scrivo canzoni che, per quanto riguarda il Napoli, voglio che diventino subito vecchie, che mi invecchino subito, perché che sono l'unico al mondo che ha scritto una canzone al contrario, non siamo fortissimi, il sogno del cuore, no, ho scritto siamo fragili mentalmente. Quindi è chiaro che da tifoso del Napoli, prima che parodista, diciamo, di canzoni per ridere, preferisco che la canzone invecchi immediatamente, e mi è sembrata una buona tenuta mentale anche oggi. 3 gol subiti in 9 partite è un'ottima statistica, e non c'è dubbio. Stiamo lasciando i like? No, perché vedo 260 persone, quindi ce ne dovrebbero essere, ma veramente come minimo 250, proprio facendo un calcolo così. Fatemi... Per favore citate Ayub nella diretta, così la smette di fare copia e incolla. Allora ragazzi, per quanto riguarda lo spam, io mi rendo conto, io cerco di prendere più messaggi possibili. Lo spam in generale non mi dà grande fastidio, però capisco anche per gli altri che sono in chat, rileggere la stessa domanda può creare ansia. A distanza aspettate un pochino, fate il copia, poi lo potete incollare dopo, e cercherò poi di prenderli tutti, possibilmente le domande di tutti. Ovviamente siamo in tanti e quindi faccio il possibile, ma servono i like, se no mi fermo assolutamente, mi dissocio e mi fermo. Come si deve fare? Fatemi sapere, fatemi un aggiornamento like e continuiamo. Partita difficile contro una Roma tosta e molto fisica, esatto Nicola, esatto. Zielinski inutile, Insigne soffre in queste gare, esatto, è proprio quello che ho detto prima. 250, siamo arrivati o no? Fammi sapere. Marco Borrello, per me siamo Osimhen indipendenti, viene cercato troppo, servono anche le giocate degli altri. Sì, questo sì, io l'ho notato Marco nel primo tempo specialmente, dove la Roma teneva un po' più palla, c'è stata forse un po' di frenesia nel cercare la palla su Osimhen, che è ovviamente è una soluzione tattica, però si può anche cercare un pochino di più il fraseggio, eccetera eccetera. Devi confrontarti con gli avversari, perché la Roma di oggi veramente uomo su uomo. Pellegrini che scalava sempre su Fabian, Mkhitaryan che ha fatto solo una partita sporca, non l'abbiamo visto in grande forma in attacco, ma era una partita sporca a bloccare Di Lorenzo e a raddoppiare poi a centrocampo, Cristante semplicemente in marcatura. Lo stesso Abram che dava fastidio. Insomma, la Roma si è messa lì per crearci le difficoltà e ce le ha create. Tu c'hai questa soluzione della pallata, che però ovviamente
alle volte ti può andare bene, alle volte quando è troppo isolato, è complicato che possa fare sempre tutto lui. E quindi è finito il Napoli. Gabri, allora siedemi bene. Prima di tutto, Uè Caffè Napoli significa che sei il solito disturbatore. Fai una cosa, lascia il dislike e vatti a vedere Inter e Juventus. Non ci servi. No, veramente non ci serve, perché se vuoi fare approfondimento e mi vuoi fare, guardati intorno, semplicemente guardati intorno e guarda il livello delle domande e della discussione. Se vuoi stare al livello della discussione e vuoi parlare di calcio, va bene. Se no, ci stanno tantissimi canali di youtuber che preferiscono metterlo sulla rissa, non si oppone, che sta e che lada, e che poi vai là, ti diverti di più. Noi qua parliamo di tattica, di calcio, parliamo di altre cose. Non ti diverti, secondo me, e mi fai perdere tempo. Vedo che il palazzo inizia a muoversi contro di noi. Felice, noi non ne dobbiamo parlare adesso che abbiamo pareggiato. Noi ne abbiamo parlato prima quando vincevamo, che certe cose comunque non ci soddisfano e non è possibile proprio vedere certe cose alla luce del sole. Come al solito, noi possiamo tenere tanto di occhi aperti, ma poi non cambia niente se non cambiano le cose in società. Se tu in società metti dei personaggi al punto giusto, che hanno dei rapporti, eccetera, eccetera, altrimenti, ragazzi, siamo sempre alle solite. Noi possiamo lottare, possiamo sperare in un'annata clamorosa, possiamo sperare che le altre vengano meno nelle cuciture come sono venute meno negli anni scorsi, però non venne meno la Juventus. Altrimenti, ragazzi, purtroppo è storia, non è piangere. Sotto il Rubicone, insomma, da Roma in giù, è difficile. È più difficile ed è disonesto non dirlo. È disonesto non dirlo per quella paura di dire fate le vittime. No, diciamo un pochino tutto a di tutti, perché proprio veramente non c'è problema. Poi ti vogliamo bene lo stesso perché siamo napoletani, questo senza dubbio. Allora, vediamo un pochino. Coppolino, tifoso juventino, fa pure rima. Al di là di stasera, provare ad iniziare una partita con Demme Anghissà e Fabian più avanti nella tre quarti. Demme, ricordo che spesso ha fatto in deriva. Sì, sicuramente Demme ha le caratteristiche anche istintive di lasciare un po' la posizione e quindi può fare anche la mezzala. Anche da centrale con Anghissà che lo copre, lo può fare. Fabian più avanti, secondo me, io ce l'ho lo sfizio di vederlo, però Fabian più avanti va un pochino nel traffico e potresti perderlo perché avrebbe subito dei giocatori più addosso, mentre quando sta più dietro si toglie dal problema e quindi può giocare più palloni. Però Fabiano più avanti ha il tiro, è interessante, secondo me è meglio se ci arriva piuttosto che cominciare con lui direttamente davanti. Guardate come ho usato bene piuttosto che like per piuttosto che subito dai. Non lo so, Davide, questa è una bella domanda perché a un certo punto l'ho visto con la mano così, però non lo so se erano cori contro di lui o per lui, quindi c'è stato uno scambio di comunicazione. Per me questo pareggio è andato più che bene, anche perché la Roma uomo su uomo è una grande squadra. Ciao Valerio, penso che Abraham andasse espulso per doppio giallo già sul gioco pericoloso di Zelo, se non sul pestone su Ospina. Ah già, pure quello. Ma se vogliamo il pestone su Ospina, sì, eccesso di, come si dice, insomma, sai, il gioco che mette all'incolumità dell'avversario, ci può stare tutto. Alla fine almeno uno doveva uscire. Secondo me ha preso l'unico giallo che era esagerato, cioè quello di rientro dal campo senza autorizzazione, che poi si capisce che insomma è un qui pro quo. Gli altri due ci stanno tutti, se vogliamo, da regolamento. In ogni caso un punto guadagnato in trasferta contro una squadra forte e motivata e 0 gol presi mentalmente è importante.
Buonasera Pier Davide, forse sono solo io a essermi impressionato, vedevo Spalletti un po' emozionato e probabilmente non ha inciso come suo solito. Emozionato ci sta, Davide, perché comunque lui l'ha detto anche ieri in conferenza che ci tiene molto all'ambiente di Roma perché ha fatto delle ottime cose, restano nella sua esperienza, insomma nei suoi ricordi. Che non abbia inciso non lo so, perché poi arrivano le sostituzioni. Elmas Zielinski era una sostituzione logica, al massimo ci potevi mettere Mertens subito lì, poi Politano Lozano anche una cosa che ci aspettiamo, al massimo si può discutere su una sostituzione un pochino prima di Insigne, potevi giocarti la carta Lozano a sinistra per esempio tra le varie cose, oppure potevi mettere Mertens subito al posto di Elmas. Non ha inciso, non lo so, col senno di poi, insomma, si può discutere. Quella di Abraham claudicante è una mossa studiata per allentare. Ma lo sai, Antonio, che ci ho pensato? Mo saremo pazzi io e te, o qualcun altro che lo dirà. Però ci ho pensato, secondo me Kiss sta facendo finta, in modo tale che ti abbassi un po' la pressione, che tu dici, Koulibaly dici, vabbè, Kiss sta pure infortunatuccio, e non succede niente. Ci ho pensato a sta cosa. Mario Cutolo, 2 vittorie contro Torino e Lega con 4 gol. Guarda come sei bello che recuperi addirittura. Contro Simen i difensori che non sanno fare i difensori perché non fanno allenamento specifico, ma ha perso il resto del messaggio. Vediamo se riesco a recuperarlo con la notifica e ti ringrazio Mario come sempre, sei addirittura tornato indietro nel tempo per wow, che cosa straordinaria. Non mi esce, vediamo se riesco a recuperarla così, ma ti ringrazio tantissimo. E dicevi di Osimhen, ovviamente i difensori si devono arrangiare, purtroppo è così. L'Olimpico ha fischiato Spalletti, l'ho dichiarato lui stesso purtroppo. Fabian davanti non va bene, serve agilità, se Mertens e Zielinski non fanno bene si opta, è vero, alla fine Elmas viene schierato lì e anche un ass quando tornerà dall'infortunio, Da sottolineare l'ennesimo 0 nel gol subiti e piuttosto che niente, meglio piuttosto, giustamente. Anche se io avrei messo Anghissà, Mertens a posto di Politano e forse una chance a Petagna ci poteva stare, partita onesta che fa semifelici quasi tutti. Massimo Selvaggi, buonasera, non so se è una mia sensazione, ma Zielinski in questa stagione sta subendo una netta involuzione anche per via del fatto che sì, esatto, è giusta la considerazione tattica Massimo, perché se noi scavalchiamo, ovviamente, questo se non mi sbaglio ne parlò anche Paolo Del Genio in una delle sue trasmissioni, quando tu scavalchi e vai molto più sulla punta soffrono di più i trequartisti, quelli che fanno gioco e vogliono la palla sui piedi. È una giustissima considerazione. Poi se tu lanci su Osimhen e Zielinski ce l'hai più vicino ad Osimhen, allora magari una seconda palla la puoi sfruttare. Però in questo momento noi stiamo sempre cominciando con il 4-3-3, che è un discorso che io a Spalletti chiederei. Sei sicuro? Sei sicurissimo al 100% che cominciare 4-3-3 è sempre ottimo? E magari una partita non la puoi cominciare già con il 4-2-3-1 con uno Zielinski più avanti anche per vederlo? Domande che lascio lì e chissà se qualcuno le prenderà al volo. Comunque Spalletti ha sbagliato il timing dei cambi, la prima sostituzione troppo tardi, anche io avrei voluto una sostituzione un pochino più presto, c'era però equilibrio lì, è proprio l'allenatore che si deve prendere la responsabilità. Rompo questo equilibrio e cerco di cambiare l'inerzia per vincerla, rischiando comunque, quando perdi l'equilibrio rischi pure di prenderle le occasioni, e quindi sono scelte. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Zielinski ha paura di tirare, non capirei il perché, amico mio, perché paura di tirare? Forse questo deve essere una cosa fisica. Buonasera Diego, forza Napoli sempre e comunque. Vogliamo parlare sui falli sistematici? Purtroppo questo è un tema, Vincenzo, sanno che lo possono fermare solo così. Per non perdere nulla c'è il canale Telegram ufficiale sotto nei commenti, nella descrizione. Arbitro scandaloso, non ha capito niente. Anthony, siamo d'accordo anche sulla questione finale di Spalletti, che lo applaude in maniera sincera.
Benvenuto Carlo, non ancora qualcos'altro. Comunque domani vedremo il perché in modo più dettagliato, ovviamente domani approfondimento tattico. Facciamo tornare Zielo al 100% e poi ne riparliamo. Buonasera a te, buonasera a tutti. Umberto Cagliazza, buonasera. Zielinski viene sempre da un infortunio, non dimentichiamocelo sempre. Vorrei farvi notare la situazione arbitrale. Atalanta Udinese, gol a tempo finito e rosso a Gasperini. Non ho visto la partita, quindi non te ne posso parlare su questa cosa qui. Oggi ho visto la partita con telecronaca inglese, tutti indignati davanti ai falli non fischiati, non capiscono che si gioca in Italia. Francesco, benvenuto nel club, perché lo sento tutto, anche io, tutte le partite in inglese, e sento cose strane. Cioè, sento cose logiche, e loro che la vedono come una cosa strana. E poi ci sono io che aspetto il gol dei non colorati per vincere la bolletta. Ah, ragazzi, non giocate alle bollette. Però capisco, sotto un certo punto di vista, che se ti sei giocato il pareggio non andrebbe nemmeno malissimo per noi a livello di classifica. Questa la butto lì così. Più che arrabbiato, io sono un po' deluso, perché altrimenti l'Inter, cioè, noi sappiamo che Inter Milan sono lì e la Juve tu è chiaro che la vuoi tenere più lontana possibile perché sai la pericolosità, però quando il Napoli pareggia è meglio prendere un punto in più sulla Juve oppure non farci recuperare 2 punti dall'Inter? Domanda che vi lascio lì. Sul modulo, sarebbe una bella domanda, capito? Domanda sul modulo, ma non che modulo preferisci, che quello poi ti risponde siamo ibridi e possiamo fare qualsiasi cosa, proprio nella situazione di Zielinski. Ma che emozione, troppi tiri non tentati. Sì, bisogna dire che al limite dell'aria si è un po' cincischiato Zielinski quando cincischi, io questo l'avevo detto. Ha il tiro, perché non prova secondo me può tirare le saette, e questa è la cosa che ci dice Spalletti dall'inizio, che Anghissà ha tutto, deve migliorare in finalizzazione. Un po' di spazio a Lozano che se no si intristisce, questo è giusto Micio, è giusto, perché non solo si intristisce lui, i messicani protestano e andiamo in difficoltà, si sta alternando con Politano, vediamo un pochino. Il livello del calcio è salito, ma gli arbitri stanno molto indietro, praticamente zero. Vincenzo Notari Giacomo dal Brasile. Sono contento qualitativamente, si è visto un Napoli superiore alla Roma, però quando gli avversari la mettono sull'aggressività e sui contrasti si soffre, vorrei più cattiveria nei momenti di difficoltà. Io sono invece soddisfatto della reazione fisica del Napoli, perché era veramente una partita tosta e loro avevano secondo me più muscoli, se poi andiamo a vedere. Non ho numeri alla mano, ma noi ci abbiamo messo quello che ci dovevamo mettere a centrocampo, sicuramente. Poi qualitativamente sì, quando prendiamo la palla sviluppiamo bene, però era una partita veramente da 0-0 ad un certo punto. Alessandro Salerno, squadra con i palloni e con mentalità da capolista. Grazie mille Alessandro per il tuo supporto e per il tuo messaggio. Siamo ancora lì, continuiamo a godercela. È chiaro, le milanesi stanno lì col fiato sul collo, il famoso fiato sul collo. Complimenti per la prestazione, è stata una bella partita. Qua c'è sportività, c'è fair play da Vena Romanista. Ragazzi, salutate Vena Romanista. Siamo stati abbastanza cattivi anche noi, nel giusto. Campanelle d'allarme messicani sotto allo stadio. Vale per far vincere il Milan. Ieri hanno espulso 2 giocatori del Bologna. La prima espulsione c'era, ma la seconda proprio no. Angela, sono d'accordo, la seconda mi è sembrata molto molto generosa. Molto molto generosa. Vedi quanto è bello Roberto, perché io l'ho letto il messaggio di Basso Remix, l'avevo letto, lo pensiamo tutti ma non lo possiamo dire, nel senso che, ma è chiaro, perché poi non tutti conoscono la community degli Amici Bellini, non sanno come facciamo informazione qui, e noi quando succedono delle cose tentiamo di rispondere con l'affetto, che
può essere sarcastico, ma può essere anche reale, nel senso il porgi l'altra guancia, no? Ti abbraccio, perché molto spesso quando arrivano certe cose è gente che ha bisogno di affetto e lì rispondiamo con affetto vero e proprio. Semplicemente Bass Remix, poi il bass, io sono il bass, quindi mi fa piacere, stai con noi, iscriviti al canale, però noi come linguaggio cerchiamo di alzare il livello, eh? Andiamo. Pareggio tra Inter e Juve, risultato perfetto per il Napoli, ma al 93esimo, perché con la Juve non si sa mai, non si sape mai. Giocate le bollette non aiuta a pagarle. Bella frase Alessio, è giusto. In ottica quarto posto sarebbe meglio una vittoria Inter, ma dato che spero in qualcosa di più, meglio un pareggio, o dato che spero che poi quando te la lotti col quarto posto con la Juventus è proprio tremendo. Sì. E l'Inter comunque è l'antagonista, detto così proprio senza pensarci. Ma pure a New York ci stanno ancora le zanzare? Sì, Riccardo, sì, clamorosamente sì. Comincio a far freschetto, ma io ne uccido una al giorno. Faccio notare la contrapposizione dei pensieri di Mourinho e Spalletti sul turnover. Sono diametralmente opposti considerando tutti quelli in tribuna oggi. Vabbè, adesso Mourinho si è aperto anche questo caso, no? E lui ha detto, se non sbaglio, adesso li farà giocare di più finché non si infortuniano quelli che lui ritiene già all'altezza. Ci sarà anche una differenza di qualità, nel senso che Spalletti ritiene più pronti alcuni giocatori che possono far rifiatare, però ragazzi, possono far rifiatare contro il Legia Varsavia. Non credo che contro un Leicester tu puoi fare comunque 7 cambi rispetto alla partita prima e dopo. Bisogna riflettere anche sugli avversari, Però sì, è chiaro, rispetto alle dichiarazioni di questa settimana, a Spalletti se gli dici turnover si offende e offende i calciatori, e tu e Mourinho invece dici questi sono scarsi, sono troppo giovani, poi ha aggiustato un po' il tiro, 17-18 anni, sono troppo giovani, sono forti ma sono giovani. Si continua a preferire un pareggio tra Inter e Juve e passa una giornata in più. Top e flop di stasera, amico mio, tra l'altro mi ricordi di ricordare la collaborazione con Fan Rating, dove io lo sapete faccio l'analisi tattica il giorno dopo, però mi hanno chiesto anche di fare la pagella, quindi anche top e flop. Vabbè, il flop potrebbe essere Zielinski, top se la giocano Anghissà e Fabian. Anghissà è una risposta facile perché è stato molto vistosamente dominante, mentre Fabian meno vistoso, però io l'ho notato e sapete che tengo i debiti con Fabian per le volte che gli ho detto che non lo volevo vedere più in campo, quindi tendo, se vedo una prestazione, a premiarlo. Entrambi insomma sono stati ottimi a centrocampo, altrimenti veramente rischiavamo di brutto. Secondo me Spalletti poteva incidere di più con i cambi e la posizione dei calciatori. Cosimo, questo è stato un pensiero che ho fatto a fine primo tempo. Mi sono detto Spalletti si deve inventare qualcosa per cambiare un po' l'inerzia della partita, perché non eravamo pericolosissimi, diciamo la verità, siamo arrivati a creare qualcosa ma non eravamo pericolosissimi. Osimhen era un po' troppo isolato. Ecco, diciamo, quando siamo arrivati anche in zona dove poter mettere un cross, eccetera, eccetera, Zielinski era molto lontano da Osimhen, quindi non si riempiva l'aria, e mi aspettavo qualcosa di più proprio da Spalletti da fare tra primo e secondo tempo. Spalletti non fa nulla, però bisogna anche dire che l'inizio secondo tempo evidentemente fa qualcosa proprio a livello di comunicazione, comunica al Napoli qualcosa in più da fare, e il Napoli lo comincia a fare, cominciamo a diventare un pochino più pericolosi, si avvicina Insigne ad Osimhen, si accentra un pochino, quindi con Mario Rui che scala di più, viene più avanti. Insomma, si è creato, e anche Zielinski stava entrando un pochino più nel vivo del gioco nel secondo tempo per buoni 20 minuti, dopodiché c'è stato un minimo di reazione della Roma e lì poi sono arrivati i cambi e si è continuato comunque con un certo equilibrio generale. Buonasera Valerio, avete già discusso sul contatto di Anghissà, si poteva vincere coi cambi, comunque ottimo punto. Ne abbiamo parlato, sì Carlo, io ripeto, per me è più grave
che il VAR, la VAR, Sorvar non intervenga sui tacchetti su Anghissà che impediscono ovviamente di continuare la corsa e di raggiungere il pallone, che magari la gamba alta di Abraham perché il primo giallo era troppo generoso, quindi per me là è gravissimo, non lo so, non riesco a spiegarmelo proprio. Impegno di Elmas sicuramente, poi poco tempo anche per incidere. I legni li dobbiamo sempre prendere, se no non siamo il Napoli, questo è senza dubbio. Che si dicevano Insigne Mourinho? Bellissima domanda, vorrei saperlo, speriamo che qualcuno gliel'abbia chiesto e di poterlo scoprire stanotte e quindi domani ve lo posso dire. Messico 86 please, quanto sei bello Antonio. A quanti live siamo? Quanti live? Live. Avresti messo Ciro prima? Sì. Allora aspetta un attimo. Ah, vedi, è bello perché il lavoro del moderatore è anche rispondere in modo tale che io posso dare un occhio prima e vedere che c'è la risposta di Bass Remix che dice: scusate per la parola, solo che sono nervoso perché volevo vincere. Amico mio, ma tu stai nel posto giusto. Noi siamo tutti nervosi perché siamo tifosi folli e matti dalle gare. È chiaro, voi lo vedete proprio su questo canale, la differenza tra la reaction live, quando la registro, dove sono senza filtri e allucco come un dannato, e poi quando si va live si calma un attimo gli animi e si cerca di parlare di calcio. Sei il benvenuto, iscriviti al canale, non sei iscritto al canale, sei completamente come già fai? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sei iscritto? 248. No, allora mi fermo. Allora mi fermo. Allora ha ragione Antonio che mi chiede Messico 86, Rossa. Mi fermo. eccetera eccetera. Trovate Messico 86 su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, su Pandora, sul vaso di Pandora, eccetera eccetera. Anche su YouTube trovate il video ufficiale su questo canale. Il fallo di Mertens su Zaniolo alla fine ci salva il risultato. Amico mio, bravo, bravissimo per la sottolineatura, ed è lì che Messico 86 ha senso di vivere, di esistere, perché a fine canzone io dico proprio questo: se ti superano, se trovi delle difficoltà, non ti arrendere, rincorri l'avversario anche metaforicamente, no? E spendilo un fallo, fai vedere che vuoi ottenere il risultato fino alla fine, poi al di là del risultato ti devi godere il percorso, ma spendilo un fallo, perché non è detto che se ti superano poi alla fine vanno a segnare. Spendilo un fallo, speriamo che il cartellino sarà giallo e che quindi non vieni espulso, e vedi che molto spesso il Napoli, tornando proprio al calcio, al campo, spesso il Napoli, per non fare un fallo in più, perché la squadra meno fallo non si sentiva, ha già capito fatto perché anche da Silver Mail l'ho messa e non si sentiva, e devo risolvere questa situazione, c'è qualcosa che non va. La troverete dove sapete di trovarla. Il Napoli, per non spendere un fallo, perché è sempre la squadra meno fallosa proprio storicamente del campionato, alle volte becchi la ripartenza, te la becchi in faccia e vanno in porta. Invece no, spendi non fa. Quante volte noi siamo partiti in ripartenza, ci hanno falciati, ci hanno fermato un'occasione importante, poi andiamo a battere il calcio di punizione e non concretizziamo, e loro hanno salvato la situazione, si sono portati un fallo a caso, un cartellino giallo o magari nemmeno quello. Il calcio è anche questo.
sospendilo un fallo. È un ragazzo divertente, scherzavamo, lui è molto pesante, parla sempre con l'arbitro a chiedere cartellini, gli ho detto gioca che sei bravo e non pensare all'arbitro. Ma a chi ti riferisci? Ah, questo che cos'è? Il siparietto Mourinho Insigne? Dovrebbe essere il siparietto Mourinho Insigne. Voi me lo confermerete? L'esperienza di Mertens. L'esperienza di Mertens, esatto. Come ho già detto, questo è un punto d'oro, siamo ancora in vetta e le prossime sono abbordabilissime. Era importante non perdere. Pure per me è importante non perdere queste partite qua, perché poi stai in trasferta, al di là di questo comunque ti dà continuità di risultati, ti lascia una sensazione di non aver sbagliato la partita. Poi il resto delle partite abbordabili vediamo, perché sono i trappoloni, però sai, restare in contatto col fatto che non hai perso non è male. Mourinho su Insigne, esatto, esattamente, eccetera. Zielinski e Insigne sono troppo discontinui, altrimenti sarebbero dei campioni. Non sono un gran fan di Insigne, già lo sai, lo sappiamo Marco, però è proprio questa la loro pecca, la discontinuità. Giusto? La Lazio, ma Salvatore, io non mi ricordo l'amico che venne qui a dire segnatevi il mio nome, la Lazio ha vinto lo scudetto, vince Sarri, vince lo scudetto. Non me lo ricordo, dovrei andare a rivedermi le live. Questo quante live erano? Parecchie live fa, penso almeno 3-4 live fa. Vabbè, credo che non lo vincerà la Lazio, credo che non lo vincerà. Giovedì farei giocare infatti proprio Mertens da primo minuto, anche io, se già vogliamo proiettarci Bologna senza dubbio. Inter Kolarov in tribuna, il merch avresti messo sì un pochino prima, sì. Era una cosa, diciamo, molto rischiosa, era un bel rischio, ma sapendo come sta bene Mertens, sì. Intanto Simeone, se giocasse sempre contro Sarri, sarebbe capocannoniere in discorso. 2 partite, 7 gol. Su con i like, su Sum Corda. Parecchie live. Sì. Singo, Zaniolo, quante altre volte dovremmo sfidare la buona sorte? Terzino sinistro subito. Arianna, tu non hai torto, stai parlando di 2 avversari che sono dotati di fisicità dove noi ovviamente soffriamo, e non c'è dubbio. Per me Mario Rui ha fatto una buona partita, non la migliore in assoluto, ma proprio anche perché lo devi parametrare con l'avversario che aveva davanti. Io l'ho detto 3-4 video fa, se per caso, per un caso proprio di mazzo, ma un caso proprio lontano, se a giro di boa, l'inverno, fine girone d'andata, il Napoli dovesse stare ancora nelle primissime posizioni, non dico prima in classifica, ma nelle primissime posizioni, primo, secondo, terzo, lì io dovrei vedere la reazione della società a dire, invece di dire come abbiamo detto altre volte, non ci è andata bene, siamo a posto, non dobbiamo il mercato di riparazione, non dobbiamo riparare niente, siamo forti. Lì mi devi dimostrare. Poi non è detto che fare mercato, perché poi lo devi fare bene, perché poi ti deve andare bene. Non è detto, perché ce lo ha dimostrato il Milan, che fanno mercato l'anno scorso a gennaio e comunque non portano avanti lo scudetto. Le motociclette le facciamo passare. Non è detto, però almeno mi dimostri che ci credi come società e che vuoi fare tutto il possibile. Se poi non si può fare, non fa niente. Vittorio Avallone, Sarri a Napoli ha avuto la sua fortuna, era solo distrutta tatticamente, ma squadra già preparata da Benitez. E infatti noi Benitez non ce lo dobbiamo dimenticare, Vittorio, fai bene a ricordarlo. Occhio a Bologna che col Milan non ha sfigurato, altro che abbordabilizia, parere personale, e io sono con te, c'è da fare sempre pompieraggi veramente importanti. Mario Rui ha giocato benissimo. Sì, ti ripeto, non male, non secondo me benissimo, ma non male rispetto all'avversario. Guido lo aspettiamo,
Sergio, lo aspettiamo sempre. Già hanno vietato la trasferta a Salerno. Si parla di tifoseria. In questi 2 anni di stadi a porte chiuse ci eravamo scordati di quanto fosse difficile giocare big match fuori casa con queste bolge. È la pura verità, questo è un punto d'oro. Francesco Perrone. Mario Rui ha avuto la palla. Sì, là è stato contrastato da Karsdorp. Ha avuto la palla dell'1-0, è proprio vero. Senza Manolas non ti sembra un'altra emergenza? Amico mio, sicuramente sì. Io voglio sperare che magari recupera spazio a questo punto Juan Jesus nelle rotazioni come centrale e non come terzino, ma è giusto considerare la difesa in emergenza, perché è chiaro, se tu li fai giocare sempre, prima o poi capita il momento di poca lucidità. Ricordiamoci che Di Lorenzo ne ha fatto un'altra completa che mettiamo sempre nel minutaggio di Di Lorenzo, ma qui infortunato. Speriamo in un recupero magari di Gulam, che comunque sta venendo in panchina. Magari col Bologna potrebbe essere la partita di Gulam, la butto lì così, chissà. Se tutto va nel migliore dei modi sino alla sosta, ci ritroveremo primi a 4 punti dalla seconda. Addirittura qua abbiamo fatto già dei calcoli, Paolo, dei calcoli. Crisi Napoli. Sì. Little information, just per information, sto guardando la partita e l'Inter è più squadra rispetto ai non colorati e sta giocando meglio. Raccolgo la tua analisi. Penso sia arrivato, vista la poca verve di Zielinski, a mio avviso anche Sadem e Fabiano non sarebbe male. Ti ripeto, si può fare con Demme centrale e Fabian mezzala, con le due mezzali così, si può fare con Fabian centrale che continua e Demme mezzala, sicuramente. Fabian però non lo vorrei vedere nell'intruppo. Seconda citazione di Spalletti di stasera: è sottile la differenza tra la potevamo vincere e tornare a casa con una sconfitta. Sul rosso, nel quale non era ironico, non gli si può imputare niente a Massa. Spalletti, gran signore, però non gli si può imputare niente, non lo so. Chiedo al riguardo un'opinione, metto le cuffiette, vedo che sta controllando forse le ultime gli ultimi numeri. Guido, buonasera. Buonasera nemici bellini. Li mettiamo davanti. A loro che mi rivolgo, perché io sono un uomo d'amore. Vi sono vicino. Vi sono veramente vicino, vi aspetto a braccia aperte. So che sono asserragliati. Oddio, mi scuso per queste parole, da vecchio asserragliati non si usa più. Saranno nascosti nei cassetti sotto i materassi, pronti a rifarsi vivi, e vi accoglierò a braccia aperte. Perché come una pentola a pressione, no? che sta montando. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio e a tutti i tuoi collaboratori. Allora Guido, io prima di farti parlare ti faccio la domanda secca sull'arbitraggio, perché se ne sta parlando molto in chat. Poi voglio la tua analisi sulla sua partita, ovviamente, però mi hanno riportato delle dichiarazioni di Spalletti. L'ultimo episodio è che lui gli dice bravo e viene espulso. C'hai 2 parole sull'arbitraggio? 3. La sapete che io sto facendo, che non voglio usare i termini da guerra, una battaglia, una filosofia sportiva su un'idea più trasparente dello sport, più serena, cioè. E sapete che, ecco, io vorrei che dopo l'arbitro della singola partita riferisse del suo operato con grande serenità, e così tutte le persone che parlano si possono star zitte, perché invece si montano polemiche. E quindi io ribadisco questa che è la mia idea del calcio. L'arbitraggio di oggi, io quest'arbitro non lo voglio vedere più in campo. Sinceramente, e non mi riferisco al rigore, all'espulsione, sinceramente diventa anche ridicolo elencarti. Io sono arrivati a 20, dopo 20 non li conto più. Cioè iniziamo 2 minuti e 36, c'è carica
con fallo sulla testa su Ospia, non neanche fischiato, non ammonito. Fallo, abbiamo preso una ripartenza su Politano, non fischiato, gli Spalletti invece ha protestato. C'è un fallo sul fallo laterale, Anghissà abbracciato, affondato, che lui ha detto, insomma, hai visto la maglietta, c'era il guardalinea a 1 metro, c'era davanti 1-1, ce ne sono tantissimi. Osimhen è stato affondato una marea di volte sul calcetto che lui prova a dare, doveva essere ammonito, e meno male che non ha preso il giocatore, se no doveva essere espulso, perché io sono oggettivo, però effettivamente prima c'è un fallaccio. Noi oggi non abbiamo preso falli sulla 3/4 ai limiti dell'area di rigore perché non ce ne hanno dati, e ce ne sono stati tantissimi, anche clamorosi. Sul fine primo tempo di nuovo Osimhen, perché Mertens è presa una giustissima ammonizione, fallo tattico, ma c'è stato un fallo tattico con Osimhen abbracciato così, il replay è stato abbastanza inquietante, perché tutti stanno nominando la doppia ammonizione che c'era, cioè anche lì devi applicare il regolamento, non fa niente che lui si è preso un'ammonizione stupida perché è entrato nel campo senza... E però quello è il regolamento, l'arbitro deve applicare il regolamento, non deve diventare protagonista per fatti suoi. Però c'era anche nel secondo tempo, lui ha fatto fallo sulla mano di Ospia, poteva tirare fuori il calcio, invece ci è andato, gli ha dato zacco con i tacchetti, fallo sulla mano, Ospina si è fatto male, meno male che non si è fratturato il metacarpo. Sono veramente, cioè quando gli episodi sono 20-0 di errori, no, non mi è piaciuta. E poi lì ci devono dire che cosa è successo sull'intervento, proprio ce lo devono spiegare, ci devono spiegare i regolamenti su Anguissà. Cioè Anguissà il contatto l'ha preso, si è sentito un urlo in diretta forte, siccome non è fallo di mano, quindi non puoi richiamare la eventuale involontarietà, in quel caso contatto e rigore. L'arbitraggio di oggi male, però io dicevo, quindi il mio giudizio male, ma l'arbitro, che se non sbaglio buttò fuori Insigne. Spalletti ha fatto una dichiarazione molto grave, se fosse vera, che addirittura c'è la dichiarazione immediata di Guidolin, ha detto: se mi chiamano a testimoniare io ci sono. Io non vorrei che lui avesse la coda di paglia, cioè vogliamo vedere le immagini per capire. Spalletti ha detto: io sono andato a ringraziarlo, a salutarlo, lui mi ha girato le spalle, ho applaudito, ha chiesto a questo punto, come se fosse la prova TV al contrario, no? Ha chiesto lui la prova TV. C'è un commentatore, un ex allenatore, che è una persona sempre molto calma, pacata, equilibrata, anche abbastanza democristiana nei suoi commenti, come Guidolin, cioè non è uno velenoso, fazioso, incazzato col mondo, che si è detto disponibile. Cioè, che cosa è successo dopo? No, male, l'arbitraggio oggi male, ma lo dico, sapete, non è per quello che il Napoli ha perso la partita. Oggi il Napoli ha perso, non cominciamo a dire non ci sta bene, il pareggio, un punto. Oggi il Napoli ha perso. Io sarò l'unica voce fuori dal coro, ma i campionati si indirizzano, capisci se puoi aspirare a qualcosa di più o qualcosa di meno, accontentarsi da certe partite. Oggi avete visto, perché io sostengo che non siamo favoriti per lo scudetto, non vinceremo lo scudetto, non dobbiamo vincere lo scudetto, non dobbiamo lottare per lo scudetto. Avete visto che tutte le osservazioni che io faccio, a partire da un dato che sto ribadendo partita dopo partita, e che ci vede ormai la sesta delle presunte, sempre meno presunte settima sorelle. Io dissi: Napoli, per aspirare a vincere, deve aumentare la percentuale di realizzazione in attacco. Insomma, più di quello che sta facendo in difesa, sarebbe un miracolo mantenere queste prestazioni in difesa, perché sono mostruose. Il Napoli è scesa a quasi al 34-35% qualcosa di realizzazione offensiva, il Milano il 52%. L'Inter dobbiamo aspettare la partita perché è al 50%, insomma, per dire. La Lazio, che come posso dire, malandata Lazio, c'ha il 37%, cioè 113 tiri, 19 gol, di cui 52 in porta. L'Atalanta al 38%. Vedete che appena il Napoli negli ultimi 2 partite ha manifestato problemi di brillantezza per la stanchezza accumulata, giocano sempre le stesse persone,
e quindi non è andato oltre l'1-0 o 0-0, la partita non cioè, ha vinto 1-0 col Torino, ci sta, il Torino è una squadra fallosissima, quello che vogliamo, e 0-0 oggi con la Roma. È una di quelle partite che tu devi, una Roma malandata, una Roma disorganizzatissima, che procedeva a folate, che nei primi 20 minuti del secondo tempo, a parte che ormai non aveva proprio l'energia per venirti a pressare, ci ha aspettato sperando in un contropiede, e lì tu devi andare sull'1-0. Oggi se Napoli va sull'1-0 la partita vinci 3-0. La Roma non ha la forza per andare a imporre il gioco, ma per giocare sul contropiede, sull'errore. Quindi passata in svantaggio la Roma, poi posso sbagliarmi, non ti dava l'impressione, detto io adesso posso fare per un quarto d'ora un gioco organizzato di pressione e andarmi a riprendere la partita del Napoli. Quindi e la Roma la poteva vincere, ha avuto 3 occasioni nitide, il tiro di testa l'abbiamo visto tutti dentro, veramente, forse l'occasione più nitida, più dell'errore di Zanischi, che doveva essere sostituito secondo me a 40, anzi secondo me non doveva essere manco titolare, però dopo 46 minuti, quando vedi che c'è dei giocatori che non hanno trovato la posizione in campo, non ti stanno aiutando in difesa, non ti stanno aiutando sulla tre quarti, Osimhen è lasciato solo. Napoli oggi ha fatto 3 cambi, cioè Osanna sempre tutto bene, negli ultime partite 4, 5 all'ultimo, 3. Mertens è entrato all'81esimo e qualche secondo, non è un cambio all'81esimo. Me lo dicevano in molti in live, questa magari si poteva fare prima. Non magari, che cosa aspettiamo? Tra l'altro Mertens il killer dell'Olimpico, sia Lazio che Roma, certe cose funzionano, però insomma c'hai Demme che ti dà, noi potevamo giocare Demme, Anguissà e Fabian per liberare uno ancora un po' più avanzato, adesso era una di quelle partite dove la panchina non era proprio sguarnita rispetto a delle domeniche fa, dove non avevamo Mertens, non avevamo Locomoto, non avevamo Demme, non è successo niente perché il Napoli, cioè, quindi nessun disfattismo, nessun pessimismo, no? Perché il Napoli non deve vincere, non vincere lo scudetto, non deve vincere lo scudetto, quindi è in media con quella speranza di fare, diciamo adesso che sono diventate 13, devono essere le vittorie, va benissimo, però l'amaro in bocca perché oggi la puoi vincere, la devi vincere, devi mettere in grossa difficoltà la Roma, perché oggi se la Roma perde, sapete, dopo il 6-1, dopo la partita con la Juve, quante polemiche, sono scorie che poi ti fanno perdere punti stupidi nel corso delle partite. Ti fai un'altra giornata in testa. Adesso il Milan che ha ripreso, il Milan è insieme all'Inter, vediamo se l'Inter sta soffrendo. Ho tardato a venire perché volevo vedere come giocavano Juve e Inter. Sì. L'impressione, ma ho smesso perché sono davanti a voi, che la Juve potesse pareggiare, non so se il rigore c'è, che la Juve potesse pareggiare perché stava pressando, e lo dico non lo vedo perché adesso sto con voi, mi sono andato al 72esimo, però devo dire che era nell'aria il gol della Juve, e questa è l'analisi. La squadra appare un po' stanca in alcuni elementi, dobbiamo dirlo, è la tre quarti che sta giocando male da troppe partite, Insigne, Politano, Zelinski. Osimhen è un crack. Ricordami questa cosa, finisci e ricordami questa cosa. È un'ira di Dio, ma l'abbiamo detto che è ancora un po' grezzo, deve migliorare certe cose. Oggi veramente un grande applauso a Gulam, a Mertens, a Koulibaly, che hanno evitato un'espulsione. A quel punto secondo me metti Mertens, Petagna, Spalletti. È andato 6 volte in fuorigioco. Ho sentito un gol, quindi deve aver segnato. Sai, io sono in una patria di juventini, quindi sì. Rigore per la... Mi prendo quello spunto che hai detto sui trequartisti, perché secondo me è un bel tema tattico. Forse stavo cercando di intuire, perché la domanda mi arrivava, il fatto di giocare molto la palla diretta su Osimhen magari sta penalizzando un pochino la costruzione del gioco dei trequartisti.
Sì, tu pensa che oggi l'imbucata migliore l'ha data Fabian e non Zelinski, come ha detto il mio collega. Cavolo, guardate con attenzione le partite, non è una partita di 20 anni fa, è una partita delle 18 di oggi. Fabian sta diventando un grosso problema per me, per il Napoli, veramente grosso. Continuano a parlare del rinnovo di Insigne, ma almeno su questo canale apriamola questa parte. Fabian ha 5 anni in meno di Insigne. Tra l'altro l'anno scorso ne parlammo proprio con voi in diretta, no? Quando ci fu quello specchietto, ho fatto una nota trasmissione che l'avevamo messo valutabile 20 milioni, Insigne 50. Io volevo capire perché un giocatore che ha un anno di scadente scontato, 5 anni in più, non l'ha preso nessuno, manco con Raiola, lo stiamo autovalutando, va bene, però mi sembra un po' faziose. Cioè, Fabian è stato pagato con la clausola. È vero che dopo 5 anni l'avrai ammortizzato e quindi non vai a una minusvalenza, però è anche giusto far mercato con eventuali giocatori del genere. Insigne proviene dal vivaio, quindi anche 0-0 ti piangerebbero meno i soldi, c'ha 31 anni quando verrà a scadenza di contratto. Gli auguriamo una fulgida, vincente, lunga carriera, ma sempre 5 anni in più di Fabian, che ti devo dire, anche se io ho sempre parlato bene di questo giocatore, non mi aspettavo una crescita così repentina in un ruolo non suo. Ti dissi, vediamolo fra qualche anno. Di solito i giocatori a tarda età indietreggiano, anche Sereso, mi ricordo, per l'esperienza, per la capacità di amministrare il fisico, cioè. Invece no, lui ha imparato in mezzo girone e non sappiamo dove può arrivare. Ricordiamoci che 20 metri più avanti devastante, c'ha una forza nelle gambe, c'ha un tiro, lo vede più la porta, perché se togliamo CR7 negli ultimi 5, 6, 7 campionati già, il giocatore in Serie A che tira di più, il numero 1 da ogni anno è Insigne. Non sono i capocannonieri, ma ovviamente ha una percentuale pessima. Quindi noi in realtà il giocatore che tira tanto in porta, non tanto, il numero 1 in Serie A, anche quest'anno è il numero 1, secondo Immobile, però non è un cecchino. Fabian tira molto meno di Insigne, però qualche gol lo fa. Sì, ovviamente ormai deve giocare andando a prendere la palla nella nostra tre quarti a 75 metri dalla porta, ovviamente il suo ruolo è cambiato, però la gestione dei tempi durante la partita, la gestione degli spazi, cambi giochi, oggi ho visto è stato criticato, è lento, mi sembra che dobbiamo procedere per luoghi comuni. Perdere Fabian a 0 sarebbe un doppio danno, anche perché con lui è l'unico, insomma, insieme, ormai con 2 giocatori noi possiamo fare mercato, Fabian Ruiz e Rumori. Li senti come salgono, sale? E Osimhen, avendo perso come eventuale crack, era punto interrogativo, Meret, e in questo momento dobbiamo recuperare Lozano. Che lo vedo molto, come posso dire, ansioso, no? Gioca pochi minuti, quindi quando entra vuole spaccare il mondo, gioca poco con la squadra. No, questo è evidente, è evidente. Prendo la domanda di Mario Cuccaro, così mi aiuti anche, perché ovviamente ci sono quegli amici benini della prima ora che già sanno come la pensi. Noi cerchiamo sempre di ricordarci che, essendo una trasmissione, tra virgolette, che va in diretta e gli ascoltatori vanno e vengono, c'è chi non sa come la pensi. Domanda per il gentile Bellino: crede davvero che il Napoli non abbia speranze o è solo una scaramanzia? Io non vedo Inter, Juve e Milan così più forti, quindi ti voglio dare la possibilità di spiegare un pochino più nel dettaglio la differenza di queste 3 squadre che cita Mario e il Napoli, che comunque ha cominciato benissimo e che ci sta facendo divertire. Il Napoli ha vinto nella sua storia 2 scudetti, ne meritava di più, ma pur essendo super generosi, volendo esagerare, a quanto poteva arrivare? A 7. Io dico 5 erano quelli proprio legittimi, anche 6. Ma il semplice fatto che non li abbia vinti, anche diciamo ingiustamente, è già una risposta. Cioè significa che tu non avevi la capacità politica, eccetera, eccetera, no?
per arrivare fino in fondo, no? Ti faccio un esempio, amico Bellino, perché poi si dicono un sacco di banalità e invece uno deve incominciare a riflettere, no? Sarri si lamentava che Napoli giocava sempre da secondo in classifica, cioè dopo la Juve, nonostante fosse in Champions League. Noi praticamente stiamo giocando da settimane sempre secondo in classifica, pur essendo primi in classifica. Dice, perché il Milan gioca prima di noi, vince e noi dobbiamo recuperare, e una volta e due adesso non li abbiamo recuperati. Ovviamente è facile qui la risposta: il Napoli sta in Europa League, gioca il giovedì, il Milan sta in Champions League, l'Inter ha giocato martedì. Amico Bellino, martedì, il Napoli giovedì. Allora come funziona queste cose? Ha giocato martedì, quindi la Juve ha giocato mercoledì, quindi queste due squadre hanno giocato un giorno e 2 giorni prima del Napoli. Attenzione, non sto facendo il Sarri della situazione che si appella a queste cose, a me frega niente. Io sono maradoniano, dobbiamo vincere contro tutti, cioè se tu vuoi veramente vincere nel Napoli devi sapere che devi vincere contro tutti, contro la stampa napoletana, contro gli arbitri, contro i tifosi della tua stessa squadra che si dividono, contro gli avversari, contro tutti. Quindi io, la mia idea, che sono maradoniano, abbiamo noi giocatori che hanno come Bagni gli attributi per vincere contro tutti? No. Abbiamo la società che politicamente no. Cioè noi l'anno scorso abbiamo avuto torti arbitrali con lo Spezia in casa. Pensa come siamo messi male, col Cagliari che ci abbiamo rimesso la Champions League. Abbiamo una stampa, no, cioè che vogliamo parlare della gaffa fatta in conferenza stampa già all'interno. No, ma quello là sono 30 anni. In un momento dove bisogna essere anche molto attenti nella politica inclusiva, cioè che significa una risposta del genere? Te la dico io, amico Bellino, io se fossi, e non lo sarò mai sicuramente, addetto, capo addetto stampa del Napoli, avrei detto: signorina, siamo contenti di accoglierla nella grande famiglia del Napoli, gli auguriamo una carriera sempre nel rispetto della trasparenza, della correttezza, dell'indipendenza di un giornalista. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di domande che lei potrà fare nel ventre del San Paolo. Non quello lo conosciamo da 30 anni, tu non sei nessuno. Anche da queste piccole cose tu capisci se sei una società top o meno. E potrei farvi 1000 esempi. Ho detto noi, cioè oggi la Roma aveva 47.000 spettatori, vari Foggia 20.600 spettatori, Napoli, Liega, Varsavia 10.000 spettatori. Però noi vogliamo vincere. 10.000 spettatori in una partita di Europa League decisiva, perché dentro fuori sarà anche scaramanzia, però sono anche tanti anni sulle spalle che mi fanno dire che servono 5, 6, 7, 8 elementi. Di questi 5, 6, 7, 8 elementi, almeno 6 su 8 devono essere da top team, e tu, diciamo, gli altri due pareggi un po' pari e patta con Milan, Inter, cioè, non ce ne abbiamo nessuno di questi 8 che dice no, in questo il Napoli, allora il Napoli è... Io farò uscire un articolo, non l'ho fatto uscire perché mi sono venute le lacrime agli occhi sul fatto del San Paolo, perché non vorrei dare l'impressione che io ce l'hai col San Paolo, perché più studiavo e andavo a riregistrarmi i dati e più piangevo. Tu al massimo ce l'hai col Maradona. Sì, esatto. Per 15 anni consecutivi lo Stadio San Paolo è stato primo in Italia per spettatori. Andavi a vedere 70-71 primo, secondo il Milan. L'anno dopo primo, un anno ci fregò il Milan e fu uno scandalo, detto il Napoli 1.100.000 spettatori, ed erano 15 le partite, erano altri tempi. Sì, però andate a vedere, cioè l'anno prima di Maradona, dell'arrivo di Maradona, la squadra che fece più spettatori in Serie A fu il Napoli, che si salvò per un punto, quindi lottava per la retrocessione. Quindi diciamo, noi sicuramente non abbiamo lo stadio più pieno di tifosi, anzi sono in litigio tra di loro, tra la società, eccetera. C'erano troppi elementi. Lottiamo per la Champions, che sarà già dura far fuori l'Atalanta. Allora Guido, in questa domanda di Angela ci aggiungo il video che poi ho visto successivamente alla conferenza di Spalletti, dove Spalletti è a colloquio con i tifosi e chiede specificamente, dice: dovete stare vicino a questi ragazzi, non dovete, quasi come ad anticipare, perché
in questo momento non ci sono contestazioni da parte dei tifosi verso la squadra e verso i giocatori, ma Spalletti ci tiene molto, quasi a dirlo proprio, quasi a mettere le mani avanti. Arriverà un momento di difficoltà, dovete stare vicino a questi ragazzi. E quindi mi parli dello stadio, mi parli dei tifosi. Angela ci chiede, in casa ci mancano gli ultra, come la vedi questa situazione? Sì, Angela, ti dimostrerò quando ci sarà proprio numero per numero che è un problema di anni, nel senso che è un falso mito che quest'anno la bandiera, il posto, la multa, cose vere che sono successe queste multe, e anche da lì ti accorgi perché le multe le fanno solo al San Paolo della gente che non rispetta il posto, non le fanno a Torino dove sono tutti ammassati, non le fanno all'Olimpico, perché non abbiamo una società politicamente di peso come le altre, e quindi altro elemento di debolezza. A me non piace nessun mondo degli ultra, forse qui mi accorgo che sono diventato proprio vecchio rispetto agli altri. Io vorrei vedere cosa che mi è piaciuta, non so se è stato l'idea di quell'articolo che scrissi, comunque di fare gli under 14, gli under 12 a ingresso gratuito. Ho visto tanti bambini allo stadio, cioè lo stadio vuoto, 10.000 persone, con 10.000 persone c'erano tanti bambini. Abbiamo bisogno di gente che realmente si gode dello spettacolo e tifa. Mi sembra che il mondo ultra, deluderò molti, Valerio si prenderà dei dislike, meno visualizzazioni, ma il mondo ultra mi sembra che sia diventato estremamente autoreferenziale, cioè conta più se stesso che il resto, perché in questi anni, e non solo a Napoli, abbiamo visto polemiche assurde su nulla. Io credo che, a parte i fischi, che sono una forma di dissenso legittimo, corretto, onesto e insomma mai violento, parolacce anche, cioè abbiamo visto a Firenze cose bruttissime anche nei confronti dei propri giocatori, ma mi ricordo quel famoso derby dove furono costretti i giocatori del Genoa a spogliarsi. Sì. Ma chi sei tu per dire togliti la maglia, non rispetti la maglia? Andrebbe fatta invece un'operazione di pulizia in tutti gli stati, ma le società, gran parte, tranne Lotito e De Laurentiis, non vogliono, e sono gli unici due presidenti che hanno sempre preso le distanze. Tra l'altro entrambi, io non lo sapevo che De Laurentiis è sotto scorta, diciamo, perché lo sappiamo di Lotito. Noi abbiamo bisogno di tifo sano negli stadi. Andate a rompervi le scatole da altre parti, perché voi parlate solo a voi stessi. Ormai gli ultra sono cambiati, a parte che io non capisco perché devi avere il volto coperto e non per il Covid. No, c'è troppe cose che non mi piacciono. Basta un pelo che si va sopra le righe. Ricordiamoci quello che successe per Quagliarella, perché poi non bastano striscioni di scuse, perché si è troppo bellicosi. Abbiamo bisogno dello stadio pieno, sì, ma stadio pieno di persone che tifano in modo appassionato, colorato e sano. È civile. Ringrazio Manu Avvisati per il supporto. Buonasera famiglia, grande Valerio, grande Guido, grande Polli e community, ma comunque grande Francesco Biondi. Francesco Biondi è un amico tuo, evidentemente. Io non so di cosa parli, sempre calcisticamente parlando. Siamo arrivati ai 300 like, ringrazio tutti. Adesso, in questo momento che la partita con la Juve è finita, partita Inter-Juve è finita, ci sarà probabilmente un aumento degli ascolti e si ritornerà a parlare. Guido, questo 1-1 come lo valuti sempre in ottica Napoli? Perché qualcuno... a noi va benissimo, si è proprio inguaiata l'Inter con questo pareggio. Questo è un pareggio d'oro invece per la Juve, perché l'Inter a questo punto ha pareggiato in casa con l'Atalanta, in casa, ha pareggiato in casa con la Juve, in casa, quindi dovrà andare a giocare fuori casa. Questo è il recap. Sì, lo so, l'ho detto io, me lo ricordo. E tra l'altro
si sta volando in questo campionato, caro amico Bellino, perché un attimo che... Vuoi riprendere quei numeri dove, Guido, questo lo spiego agli altri che si collegheranno, dove si parla della differenza clamorosa che ci sta tra le prime squadre e le ultime squadre. Si sta confermando questo trend in aumento. È drammatica, e tra l'altro pensa che l'Atalanta ha già un punto in più rispetto all'anno scorso, e come noi sappiamo nel girone d'andata stenta un po' e poi fa in progressione. L'Inter ha gli stessi punti dell'anno scorso, che chiuse a 91, la Juve tutta questa partenza disastrosa eccetera eccetera, comunque ha solo 2 punti in meno, la Lazio ha gli stessi punti, il Milan ha 2 punti in più rispetto all'anno scorso, la Roma 1 in meno, e chiaramente la vera sorpresa è Napoli 7 in più. Quando dissi, per specificare quella cosa sulla Lazio e la Roma non vinceranno scudetto, che non è una valutazione da tifoso, non è una valutazione di chi è contro o iettatore, cioè è una valutazione di uno scienziato nei confronti del calcio, perché vedete un campionato fino adesso favoloso, quasi perfetto del Napoli, tranne questo inciampo, 7 punti in più, e sono tantissimi. Cioè la Roma l'anno scorso ha fatto 62 punti, se gli scudetti si vincono a 91 punti, vi pare mai possibile che la squadra in un campionato faccia più 30 punti rispetto alla stagione? Cioè è plausibile che una squadra che faccia un grosso incremento, faccia dai 10, 12, 15 punti, sarebbe un andamento, dice quest'anno siamo cresciuti tantissimo. Quindi se la Roma crescesse anche di 20 punti rispetto all'anno passato, stiamo parlando di qualcosa di miracoloso, sarebbero 82 punti, ne mancano un po' arrivare vicino ai 90, poi quest'anno si vincerà 83. Intanto l'andamento di questo campionato ci sta dicendo che si sta correndo, quindi teniamo buono 88-91 come linea di scudetto. Se la Lazio ne ha fatti 68, aggiungiamone pure là una quindicina di punti, sono lontane, hanno perso già 3 partite, no. Politicamente Inter e Milan non ne conosciamo oggi. La Juve è partita molto in ritardo e quindi è costretta adesso, oggi ha fermato l'Inter, però non ha recuperato, cioè è rimasta 10 punti indietro al Milan, e quindi ha bisogno di tanto. In più mi fa ridere perché lo sentiremo a fine girone di andata, no? Quando sentirai i vari direttori, ex direttori che dicono no, ma può vincere anche, ma perché no, anche la Roma e Milan. Cioè, se una squadra fa anche 36 punti nel girone di andata, quanti punti deve fare nel girone di ritorno? Se il record di tutti i tempi è della Juve 52, che significa vincere 17 partite, è un pareggio, è una e il secondo punteggio dell'Inter l'anno scorso 50, il terzo del Napoli 48, poi sono 42, 43, 40, cioè voi prendete il punteggio più alto di tutti i tempi, fu mostruoso, 52 punti, e 36 arrivi a 88. È Champions se ti va bene. Quindi no, Champions 88 ti va sicuramente bene. Quindi no, ci tenevo a specificarlo. Che no, se fai il miracolo, appunto. Cioè... Se lancio queste cose che non sono anatemi o parlare male o gufare, io proprio non sono un uomo troppo buono per gufare contro nessuno, cioè, però è proprio invece il contrario, c'è un atto d'amore nei confronti degli spettatori. Volete che io vi scimmiotto, vi prendo per i bip, censura, lo faccio pure io, ma non è plausibile, cioè tranne la Juventus, l'unica squadra che passò da un 7° posto a vincere con Conte. Tutte le squadre, pure Inter e Milan, hanno bisogno di un percorso, quindi più 10, no, e arrivano allo scudetto. Cioè l'Inter si è messa, che ha fatto? Ha fatto 69 punti, 82 punti, 91 punti, cioè non ha fatto 62 punti, 92 punti. Ha fatto 62, 72, 69, 82, andando indietro nel tempo. Quindi vedete 62, 10 punti in più, 72, 2 punti in meno, 82, 91. Il Milan uguale. Quindi le 7 sorelle non esistono. D'altra parte, Guido, anche il percorso di Sarri è stato così, cioè non si arriva improvvisamente ai 91, c'è stato un percorso. Sì, questi sono dei complimenti che mi tengo. Serve un percorso, quindi noi adesso stiamo in perfetta linea di galleggiamento
con la quota Champions. Abbiamo una settimana di fuoco dove saremo un po' stanchi, dove sarà fondamentale non perdere più di 2 punti. Io li metto in preventivo. Io ho visto, ero molto depresso in questi giorni, quindi quando sono molto depresso voglio deprimere ancora di più per poi risalire. E quindi una notte mi sono recuperato una trasmissione di queste illuminanti dove c'erano tutti i geni e hanno avuto la decenza di non dire cosa avrebbe fatto il Napoli con la Roma, però nelle restanti 10 partite lo hanno accreditato di 25 punti. Hanno fatto il tabellone finale già, una tabella di io punti. quello è una cosa che non faccio, cioè, il discorso è esattamente l'opposto, cioè io non ho la presunzione Bologna si vince facile, ecco il Verona si vince ma vabbè, con l'Atalanta un pareggio, cioè 25 e 24 ne aveva su 49, quindi col pareggio di oggi Napoli fa 50 punti, inutile nel girone non è così non è così. Infatti hanno detto che vince lo scudetto dai 96 ai 98 punti, ma se è successo sono contentissimo. Vediamo oggi Di Lorenzo, cioè Valerio, a fine di questa settimana, no? Quando affronteremo Bologna, Salernitana, e questi sono problemi gravi, e Verona, Di Lorenzo avrà chiuso il girone di andata. Cioè Di Lorenzo bravo, spiegala bene, bellissima, perché questa è una proiezione che possiamo già fare, che Di Lorenzo le deve giocare tutte qua. Cioè Di Lorenzo dopo queste 3 partite avrà 19 partite ufficiali alla 12ª di campionato. Fantastico. È un problema. Avete visto oggi nel secondo tempo non spingeva più ed è venuta a mancare. Ma sta facendo gli straordinari. Io quando sono in reaction, quando registro la reaction, ovviamente non mi posso controllare. La mia reazione è molto onesta e genuina. Se Di Lorenzo sbaglia un passaggio, a me mi viene di dire annaccio Di Lorenzo. Nel frattempo so anche che stai in una fase di sforzo che sta durando da 2 anni, oltre che questo inizio veramente senza mai un attimo di riposo. E quindi ricordiamo a tutti, sempre perché nella nostra idea e nella realtà dei fatti, che questi non sono delle macchine, sono degli esseri umani che possono avere dei momenti di mancata lucidità all'interno di una partita anche fatta bene. E li puoi pagare. Non gli puoi dire proprio nulla, ma anche Fabian Ruiz, che ha fatto qualche minuto di sostituzione, poi le ha fatte tutte. Fabian Ruiz, soprattutto la prima, che fece solo 74 minuti, cioè anche lui è arrivato a 811 minuti in campionato, rispetto ovviamente di 859 di Lorenzo, e in totale, per dire, questi 2 ragazzini, ovviamente pure Koulibaly, cioè Di Lorenzo ha 1162 minuti, perché si è fatto pure 303 minuti di Europa League. Fabian Ruiz l'ha fatto rifiatare qualche cambio, ha soli 1057 minuti, e cominciano a essere tanti. Poi questi qua, Di Lorenzo ha fatto le partite con la nazionale tutte, Fabian Ruiz l'ultima convocazione se l'è saltata, e quindi un po' più fresco. Abbiamo visto che le ultime partite ha terminato in crescendo e non con la riserva del carburante, però è un fattore. Dovete considerare che noi in Europa League non abbiamo Gulam, che ancora non ha fatto minuto in campo in lista, quindi i terzini sono solo 3: Malquit, Mario Rui e Di Lorenzo, adattabile Juan Jesus. Quindi Spalletti però ce l'ha detto, in alcune parti del campo abbiamo più cambi, siamo più coperti, sì. In altre no. L'ha detto una volta, 2 volte, 3 volte, la 4ª volta non ce lo dice più. Chi vuol capire lo capisce. E sotto questo punto di vista un'altra cosa che ci ha detto, e Giorgio Mele ci richiama alla questione dei portieri, Spalletti ci ha detto chiaramente, ha detto Meret non deve giocare perché Ospina torna in ritardo dalla nazionale, perché ha faticato, quella sarebbe un'offesa. Meret deve giocare quando, nel momento in cui mi dimostra in partita o in allenamento che è più pronto, che mi può dare qualcosa in più, è lì che Meret prende di nuovo i galloni da titolare, che in questo momento credo abbia perso. Giorgio ci dice: è evidente che la squadra sia più impaurita con lui in porta, lui avvertendo questa cosa non gioca tranquillo, quindi appare un po' in soggezione, un circolo vizioso? Sì.
Sì, per quanto l'abbiamo già detto, ragazzo serissimo, una famiglia serissima, grande talento, attenzione, ribadiamolo, però la stampa napoletana fa un sacco di danni. Lo si è pompato troppo, lo si è difeso, ripeto, grandissimo talento, ragazzo serissimo, professionista esemplare, perché mai sia poi prendono un secondo, attacco, il gentile fluido, attacca, no. Invece l'aver pompato 8 poi rischi poi di diventare un meme invece, no? E invece sminuire sempre il suo compagno di squadra è stato controproducente, perché non era tanto scarso il suo compagno di squadra ed è un grande talento che speriamo abbia un futuro super radioso e vincente, però devi dimostrare tante cose ancora. Grande talento, dalla parata meravigliosa Napoli-Liverpool 0-0, poi lo vai a vincere 1-0, ma anche la papera Napoli-Inter, secondo gol, e lì è finita la partita. Quindi calma e gesto. È stato sbagliato l'atteggiamento della stampa, e Bacconi lo disse qualche settimana fa: perché voi giornalisti non mettete mai più di 6 a Ospina? Crack. È chiaro che poi i compagni, ti rispondo, parlano. Noi non sappiamo quello che si dicono, a parte quello che compare sul sito. Hanno parlato mezz'ora, 100 Insigne ha detto: guarda che l'ultima volta la pasta col pesto non era quello genovese buono, quindi c'era troppo pochi pinoli. È evidente che sta dando molta più sicurezza, non gli puoi dire nulla perché sta parando, esce molto bene. Io l'ho detto, Spina è molto coraggioso nelle uscite, tant'è vero che si prende un sacco di falli, poverino, e adesso sta migliorando anche le uscite alta, perché l'uscita bassa invece era sempre molto reattivo. Spesso noi stavamo per prendere dei gol, io ho detto e questo è gol, ormai uno. Però sappiate che i giocatori parlano con l'allenatore: mi trovo meglio con quello, mi trovo meglio là. E spero che si faccia tutte le partite di Coppa e che piano piano ritrovi fiducia. Però giustamente, chiudo, Spalletti ha detto una cosa devastante: cioè, un giocatore gioca perché è bravo, perché si è allenato bene, perché è concentrato, non perché Guido è andato in bagno, è stato un minuto in più a fare la pipì. E però anche questo è stato un atteggiamento sbagliato della stampa. Questo credo che funzioni così. Si me lo rifà la lista a conferma. febbraio, quando si rifà la lista si riconsegna la lista. Sì. Esattamente. Tanto quando finiscono i gironi, finiscono i gironi a dicembre e poi si consegna una nuova lista. Gennaro ci dice: se il Napoli per gennaio arriva sui 40 punti e Gulam ancora niente, De Laurentiis compra il terzino sinistro, se vuoi i risultati non è che se alla fine non entri in Champions fai il messaggio su Twitter. Io non penso che il Napoli comprerà non un terzino né sinistro, nessuno, tranne che facciamo gli scongiuri, ci siano episodi, facciamo gli scongiuri, non voglio manco dire. Quindi non credo che faccia mercato, sia perché ve lo dimostrai, tra l'altro fu usato un mio studio scientifico in una nota trasmissione, in quel caso col mio nome e cognome, che scatenò un putiferio perché tutti i conti alla mano che avevo fatto. Quindi storicamente, aspetta, se volete vi apro il file del mercato, lo facciamo in diretta di gennaio, perché poi uscì anche un articolo mio, un mercato che non scalda, mi ricordo che era un titolo che feci io, perché sapete i giornalisti non fanno i titoli. No, un attimo, proprio Valerio, lo facciamo in diretta. Nel frattempo Mourinho ha detto in conferenza stampa che avrebbe voluto 2 terzini forti e veloci per i cambi nel secondo tempo. Credo che la cosa valga anche per il Napoli. Ovviamente sì, Fabio, tu allora, lì c'hai Gulam, ma nel 2008-2009, così facciamo un po' di informazione, Napoli prese Jesus Datolo e Luca Bucci. Questi due giocatori sono rimasti addirittura pochi mesi a Napoli, hanno chiuso la loro carriera a Napoli con 25 semipresenze e una Bucci. L'anno dopo fu l'unico grande mercato del Napoli scientifico, a parte Benitez, che Benitez è un universo a parte, attenzione, perché noi serviva il terzino sinistro, andammo a prendere dal Liverpool Andrea Dossena, che giocò titolare,
poi si è andato un po' a scemare, ci ha lasciato con 109 presenze. L'anno con Napoli in lotta per lo scudetto prendemmo Victor Luis 2010-2011 e Giuseppe Mascara. Il Milan prese 3 big, tra cui Cassano, in rotta con la Sampdoria. Victor Luis, dopo manco 6 mesi è andato via da Napoli, lo stesso Giuseppe Mascara, cioè non sono stati buoni manco per la panchina. Ci hanno lasciato con 7 presenze, una sola in campionato, faceva giocare solo in Europa League dove venivamo eliminati malamente, Mazzarri, e Giuseppe Mascara 25. L'anno dopo prendemmo Eduardo Vargas, dato tutta una serie di prestiti, lasciato poi con 28 presenze il Napoli. Non è mai stato né titolare né in panchina, eccetera. Quindi questi i primi mercati. L'anno dopo Ronaldo, Pablo Almero, Radosevic e Emanuele Caraiò, rispettivamente 9 presenze in Europa League. Radosevic l'avevo 10 rimosso. e Caraiò 8. I 2 anni di Benitez favolosi. Gulam ha superato 200 presenze con Napoli, Enrique 38, Jorginho 100 presenze, Reveillé perché si ruppero 2 crociati, non avevamo più adesso si ruppe anche Insigne, e Douglas il portiere. L'anno dopo Strinic a parametro 0, 39 presenze, Gabbiadini 79 e il ritorno dal prestito di Uvini. Te li dico tutti. L'anno dopo Bruno Uvini, Napoli primo in classifica. No, così non vi fate i pensieri strani di gennaio, cioè vi sto dicendo tutti i mercati di gennaio dal ritorno in Serie A del Napoli. Il primo in classifica, Grassi, 0 presenze, grande acquisto, e Reggini, 10 minuti di Napoli-Frosinone 4-0, io ero presente. In compenso furono ceduti Zuniga, De Guzman ed Enrique a gennaio. L'anno dopo, quella 2016-2017, Leonardo Pavoletti, 10 presenze, tutte in Coppa Italia, un paio di scampoli in campionato, 10 presenze non in campionato, io ve le sto dicendo tutte, tra campionato e coppe, perché se vi dicessi solo le presenze del campionato sarebbero 0, 1, 1, 0, cioè quando io dico 10 presenze, ha lasciato 10 presenze in maglia azzurra, pensate un po'. Leandrino, 0 presenze, ceduti Gabbiadini e El Kaduri. L'anno dopo, di nuovo con il Napoli primo in classifica, al girone di andata, Zinedine Makachap, 0 presenze, Carlos Vinicius Alvarez Morales, 0 presenze, Ismael Cabra Bagagura, come si chiama lui, 0 presenze, e Milic, 0 presenze. 4 giocatori, di cui uno a parametro 0, 0 presenze. Cioè negli anni d'oro 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018 con Napoli primo, terzo che doveva andare in Champions League, l'anno dopo fu fregato dalla Roma di Spalletti e di nuovo primo, il Napoli ha preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori, di cui 10 presenze Pavoletti e basta. 0, 0, 0, 0, 0. L'anno dopo, il capolavoro del mercato di gennaio 2018-2019 con Ancelotti, quando vennero acquisti a gennaio, nessuno, ceduti Hamsik e Zorc. L'anno dopo, e quando eravamo disperati, abbiamo fatto 24 punti il giro di andata, quindi la Champions la potevamo solo sognare, dovevamo fare 50 punti per farne 74, quelli che diciamo Napoli fu preso, e prendemmo Debme, Lobdok, Politano e Tonelli. E l'anno dopo, cioè l'anno scorso, 2020-2021, acquisti nessuno, ceduto Milik, Malquit e Loriente all'Udinese. Quindi, in conclusione, nel mercato di gennaio il Napoli ha comprato in tutta la sua carriera della nuova fase, cioè la storia di De Laurentiis, cioè dal 2007 al 2008, solo 2 giocatori che hanno giocato titolari da subito, Jorginho e Dossena, e poi Gulam. E di tutti questi giocatori, sono tantissimi, cioè 2 giocatori e mezzo come titolari, quindi abbiamo sbagliato sempre il mercato di gennaio, cioè questi giocatori non solo non sono diventati titolari, non solo non sono stati buoni per la panchina, ma sono stati ceduti dopo 6 mesi. Grassi, Reggini, Leandrino Pavoletti, Mashabat, Armeno, Ronaldo, Ertenson, Vargas, Mascara, Ruiz, cioè. E voi pensate ancora al mercato di gennaio? Ma quale favola vi siete stati
farfezzi a farvi raccontare. Cioè noi abbiamo avuto il mercato di gennaio con Benitez, ma Benitez è un universo a parte della Napoli. Ecco perché, bravo, hai già risposto alla domanda che si fa ovviamente Sergio, che dice ma allora quindi solamente in quel caso nella situazione di Benitez indovinammo dei giocatori che poi ci sono rimasti. Voglio spiegarmi, perché poi quest'anno noi a gennaio prendiamo Cavani, Ronaldo, Messi, cioè. Il buon senso è mercati che vanno dal 2007 al 2021, quindi diventa uno storico, ci fanno pensare che l'unico valore anomalo, questo nel Napoli, fu quel biennio, perché poi tutti gli altri mercati, con addirittura un Napoli sempre più forte dal 2015 in poi, hanno visto un mercato neanche di puntellare un po' il reparto, eccetera, addirittura di cessioni, cioè negli ultimi anni sono stati ceduti più giocatori piuttosto di quelli che sono entrati. Però fammi spiegare, perché qua non stiamo parlando della qualità assoluta dei calciatori che sono arrivati, ma anche dell'utilizzo che poi il Napoli ne ha fatto. Cioè, mi sembra semplice, Marco, no, dai. Cioè... Marco, a parte che io non mi permetto, io non sono arrivato in Serie A di dire quello è un brocco, quindi trovami quando io ho detto abbiamo preso un bidone, io sto dicendo giocatori che hanno fatto 10, 7, 4 presenze, quindi che apporto hanno potuto dare, apporto in termini non di gol, di rigori conquistati, anche di un calcio d'angolo conquistato, assolutamente, quindi no, scusa, fammi essere duro con Marco, io non ho proprio detto nulla di male su questi giocatori, ho detto sono giocatori che chiaramente non sono stati presi in funzione di un utilizzo qualitativo della rosa serio, cioè pensato. Poi massimo rispetto nei confronti di Gabbiadini, Pavoletti, che fa la sua bella carriera a Capo, però ho detto che utilità ha dato poi Pavoletti al Napoli. È chiaro. Io non penso che tornerà Marek a Napoli, a parte le parole di circostanze. Con questa società non tornerà nessun giocatore, da Montervino in poi. Non sta tornando Maggio, che parla ancora come se fosse un giocatore del Napoli, il capitano del Napoli. Poi mi posso sbagliare, è chiaro che tutti noi lo vorremmo per la serietà del ragazzo, la professionalità, l'intelligenza, tutte qualità umane e professionali che conosciamo. Quindi da quel punto di vista io dove devo mettere la firma Marek domani in società, ma non credo che tornerà. E qua c'è una doppia domanda che riguarda Anghissà, cioè Gilles Pendragon Giuntoli dovrebbe fare 2 o 3 colpi all'Anghissà, e Gregorio che diceva dopo Anghissà ho capito che i giocatori li conoscono ma aspettano l'affare. Ma no, ti rispondo. Giuntoli è secondo me un dirigente perfetto per il Napoli, come dovrebbero essere tutti i giocatori del Napoli, ovvero una persona che ha 3 qualità: competenza della materia, professionalità e fame. Se vieni a giocare a Napoli devi avere fame, come lo era Cavani e come non aveva Higuaín, che era molto più tecnico di Cavani. Higuaín passava benissimo la palla. Cioè, io ho avuto la gioia, la fortuna e il piacere di vederlo dal vivo sempre, andavo a vedere sempre ragazzi, quello non aveva 2 piedi, non aveva 2 pantofole, cioè un tocco di palla mostruoso. Poi togliamo da mezzo, diciamo, quella che può essere la credine per il passaggio alla Juve, 50-50 di responsabilità, però lui e la società. No, dobbiamo parlare tecnicamente, era più forte di Cavani. Però Cavani era più famelico di Higuaín, perché Higuaín ha giocato solo nelle grandi squadre, no? Nella grande squadra argentina, nella grande squadra spagnola, nella grande squadra italiana che è la Juventus. Il valore anomalo è stato il Napoli, grazie a Benitez. Quindi noi abbiamo bisogno di gente che ha fame, non salottiera, perché siamo una società che deve lottare con i denti. Quindi Giuntoli è bravo. Una persona che arriva in Serie A, e concludo, quindi non solo il Giuntoli, mi pare che sia un deficiente. Questa tendenza, noi strappiamo tesserini un po' ovunque, cioè in Serie A stanno 20 squadre, non è che stanno 50, quindi strappiamo 20 squadre
significa che sapete quanti direttori sportivi dovrebbero essere il direttore sportivo del Napoli? Cioè, per arrivare a quei livelli, tu hai fatto fuori 200, fatto fuori tra virgolette, nel senso calcisticamente 200, parlando. 200 direttori sportivi non stanno sulla panchina seduto a fianco a Spalletti del Napoli, ma ci stai tu. Così, quindi chi arriva no, è buono, l'abbiamo venduto anche un sacco di soldi Vinicius, fu un grande acquisto, sta facendo una discreta carriera, ma infatti io non è che criticavo l'acquisto, ho detto, però quando Mi fa piacere che Marco aveva capito, poi alla fine io devo sempre ricordarmi che nel leggere ci può essere sempre il misunderstanding, non mi viene la parola in italiano. L'importante è che chiaristi, nel senso nessuna bocciatura, esatto. Però purtroppo per esempio tu puoi dire anche come spettatore, dici io quel giorno sono andato al San Paolo, così ristabiliamo la correttezza del messaggio tra tutti e due, e ho visto l'unica partita di quel giorno e mi è rimasto la mano in bocca perché mamma mia ha fatto 2 o 3 dribbling come saltavano, cioè nessuno di noi può dire l'ho visto saltare l'uomo, cioè perché non l'abbiamo visto 0 minuti. Esatto, questo è il commento memorabellino che non rispondo a questo. Oggi Valerio avrei voluto sentire qualche domanda dai miei colleghi. Gli cori, ti è dispiaciuto? Tra l'altro già l'avete chiesto in conferenza stampa, perché oggi non abbiamo cambiato un certo tipo di modulo, se potevamo giocare col doppio play, entrare dem, i cori, ti sei dispiaciuto per i cori, giusto, basta, cioè qualche domanda tecnica, a che punto sta Lobotka, perché aveva iniziato molto bene con Spalletti, poi si è fatto male, è un po' uscito fuori da radar, oggi la mare in bocca, che è una partita dove il Napoli è sembrato più avanti della Roma come squadra, attenzione, probabilmente la Roma ha anche molto talento e non gli ha dato il colpo calcisticamente di grazia, e va bene i cori e queste cose qua, Higuaín che attore, non mi interessa Higuaín che attore, ha fatto la sua carriera, ha fatto le sue scelte legittime come professionista, io l'unica cosa che attacco Higuaín, sei un professionista, fai una conferenza stampa e non vai a fare le visite mediche di notte, casomai anche attaccando la società, proprio perché sei un professionista serio e ben pagato, fai la conferenza, anzi il giorno prima il tuo fratello che è il tuo procuratore dice la società sportiva Calcio Juventus intende provocare la clausola, domani il mio assistito effettuerà le visite alla clinica Pinco Pallino Fate Belle Fratelli d'Italia, non vuoi fare manco la conferenza stampa, voglio darti pure questo vantaggio, però quantomeno una comunicazione ufficiale la fai, non vai a fare le visite di notte, ma proprio non perché Napoli, la Juve, il tradimento, sei un professionista. LeBron James la fece, si è presa l'ira di Dio di insulti quando lasciò Cleveland. Siete professionisti e dimostratelo sempre di essere professionisti. LKV ci ricorda nel particolare, oltre ai numeri insomma degli assist, quello lì per l'esterno di Cagliacone contro la Fiorentina è talmente straordinario che ce lo ricordiamo, cioè sono pochi, molto spesso tu ricordi i gol, no? Dei gol iconici, ma ci sono degli assist che sono a volte più belli dei gol stessi e ce lo ricordiamo, è una cosa bellissima. Guido, chi ha dimostrato di avere più fame tra Napoli e Milan finora? Il Milan. Il Napoli è nettamente sfavorito, più lo vedo giocare, io ve l'ho detto, cioè il Napoli ha meno punti di quelli che meritava, perché oggi il Milan ha qualche punto in più, il Napoli ha le partite le ha giocate molto bene, alcune ha avuto insomma anche qualche difficoltà, ci sono gli avversari, e quindi ha fatto il massimo e ha ottenuto nulla di più di quello che meritava. Io non capisco perché continuano a snobbare e hanno fatto il lavaggio del cervello tutti i miei colleghi in Milan. Mi mandasti, non la voglio nominare la trasmissione, la griglia tra l'altro di colleghi e ex calciatori, sono andato a rivedere, c'è il Milan settimo, quinto, cioè solo un professore grande professore di matematica l'ha messo terzo, ma perché lo continuano a snobbare? Il Milan non ha detto che lo vinca, ma lotta per il titolo quest'anno, ragazzi. Una domanda per Guido: pensi che nella mente di Spalletti, in primis considerando i soli 3 cambi, come avevamo parlato anche all'inizio, su 5, e a partire dal 70° poi trasmessa alla squadra, c'era la voglia di non perderla? Luca, ti nomino giornalista, ti do il mio tesserino a questa domanda: perché non è stata fatta Spalletti? Perché solo 3 cambi?
eri contento della squadra, non volevi perdere l'equilibrio? È una domanda intelligentissima e ti faccio i complimenti. Passiamo il tesserino Assolutamente. strappato. Non ti posso rispondere io perché io non mi metto nei panni di nessuno, è una domanda che io avrei voluto fare. Cioè, diciamo, eri contento, comunque la squadra aveva il suo equilibrio e non volevi toccare l'equilibrio, andava bene così anche nelle distanze. Noi abbiamo, tra l'altro, giocando giovedì sera e non come l'Inter martedì, abbiamo regalato 2 cambi che potevano essere utili, però la domanda andava fatta a mister Spalletti, non a Guido Gentile. Non che io mi sottragga la domanda, ma io ti posso dare tutte le risposte, voglio essere preciso, Valerio, che vuoi, Luca. Nessuna valore perché non sono il mister del Napoli, quindi sono più che risposte, sono ipotesi. Allora, per ipotesi ti posso rispondere. Per ipotesi posso dire che forse non voleva toccare gli equilibri della squadra perché ha detto me la gioco così, male che vada non l'aperto. È un'ipotesi, ma nulla di più che un'ipotesi. Domanda tecnico-tattica, non ho ben capito la posizione di Zielinski, si giocava a 2 o a 3 a centrocampo, Lozano e Zielinski non mi sono piaciuti. Molto bene a Salvatore, continuiamo su questo livello, è stata la chiave negativa della partita. In difesa non ha coperto, cioè Zielinski giocava esterno di sinistra in un centrocampo a 3, così doveva essere all'inizio, però l'abbiamo visto molto spesso neanche sotto punta, in una posizione di centro-sinistra dietro Osimhen. In realtà non è mai stato di raccordo, perché sia a volte abbiamo cercato un lancio più immediato, più preciso su Osimhen, un po' ha incischinciato, ha litigato col pallone, un po' è stata brava la Roma è un buon centrocampo. È una cosa che io durante la partita, mentre la guardavo, mi ha fatto piacere che poi Spalletti ha dato queste notazioni, ha detto devo capire se è una scelta di Politano, e arrivo a te, di stare così non tanto largo, così avanti, o lui che non sta tornando. Poi uno dei commentatori, Borgocampo, ha detto no, ha rimproverato Politano, che è ok. Su Zielinski nessuno si è pronunciato, gli avranno dato 5, quello che vuoi, però l'impressione, domande da fare a lui, è che non abbia trovato la posizione in campo. È chiaro, sì, questa è una cosa di cui stiamo parlando, per dire la verità, dall'inizio, anche quando il Napoli vince, che questa situazione un po' ibrida è può vero, penalizzare. mentre l'anno scorso a un certo punto si puntò in quella posizione, fece anche parecchi gol, perché poi lui il tiro ce l'ha, oggi è andato una sola volta al tiro, fortissimo ma molto decentrato alla destra del palo. Pure secondo me, voglio dire, Nando, mi iscrivo al tuo club, pure secondo me è stato meno lucido di altre volte, perché comunque siamo esseri umani, ci temeva tanto, uno stadio che lui ha amato tanto, ha fatto giocare la Roma in modo spettacolare, e secondo me ci soffre, è stato distrutto prima, durante, dopo la serie, anche se se ne esce con una ironia intelligente e ficcante, però ti fanno male certe cose. Oggi è stato fischiato continuamente. Io mi aspettavo casomai non che avesse senso l'ammonizione quando lui ha ringraziato con la mano alzata, sì, sono io, fischiatemi. Sì, potrebbe essere, ma è un essere umano, ragazzi, non è, e tra l'altro lo preferisco, siccome io non devo vincere non è l'unica cosa che conta per me nella vita come tifoso, preferisco un allenatore che abbia un cuore piuttosto che uno che se ne freghi. Allora, c'è un doppio tema terzino sinistro, con Teresa che dice il Napoli è un Milan con più qualità ma con un terzino sinistro di football americano, rimanendo in tema New York America. Io penso ti possa tu riferire alla potenza poi di Teo Hernandez a quel punto. E qui si ritorna al discorso di Mario Rui, lo abbiamo sempre criticato, ma stasera devo fare i complimenti a Mario Rui, perché se continua su questi livelli potremmo aver risolto il problema terzino sinistro qualitativamente parlando. Ovviamente, Guido, io integro e dico lì su quella fascia c'era una differenza fisica enorme, perché c'era Mario Rui contro Zaniolo e Karsdorp contro Insigne, e secondo me lì fisicamente la partita l'abbiamo sofferta. Poi è chiaro, hanno le qualità, hanno il piede. Insigne aveva il piede caldo nei cambi di gioco, preciso nelle sventagliate, però poi nei contrasti l'ho visto soffrire tanto. Sì, l'altra volta quando ci siamo visti
quando dissi raga basta, Mario lui è basso, poi ho dovuto specificare, ma si anche riprendono un secondo di frase, insulti. Avete visto 2 o 3 volte dove è andato corpo a corpo, ha retto benissimo nonostante i suoi soli 67 kg, ma Zaniolo gli ha sporcato, non è stato manco pulitissimo, comunque la palla di testa e lì l'ha fregato e se n'è andato. Poi lui in velocità, o dove era corpo a corpo, proprio quello che avevo detto io, se facciamo a parità di allenamento io e lui sulla fascia corpo a corpo, io gli do comunque su 20 metri gli do 2 metri e mezzo senza manco sforzarmi, perché la mia gamba è molto più cioè lui oggi ha sofferto perché comunque quello è, a parte un gran talento, cioè Zaniolo è uno che sa giocare a pallone, non è uno che ha i piedi telefonati, ma ha retto bene, è stato disciplinato, se solo un po', questo ha sbagliato, un po' a fine partita era un po' nervosetto. Sì, io ho visto che si è mantenuto nei confronti di Massa, che gli ha detto proprio guarda, onestamente non era fallo, che poi era proprio la punizione che porta al colpo di testa di Mancini che va di poco fuori. Se poi perdevamo la partita per quella cosa là non aggiungo altro. Io a Spallettone gli avrei chiesto perché non ha messo Demme, visto che Anghissà non poteva da solo fermare il 100% delle azioni avversarie, magari al posto di Zielu ed Elmas al posto di Insigne. Guarda, Valerio ti è testimone, gli ho mandato un messaggio privato sta qua, a fine primo tempo e ho detto io, Demme e Mert subito. Sarebbe stata una beffa e abbiamo rischiato prendere, come abbiamo rischiato, ripeto, gol in contropiede, ma noi abbiamo preso alla fine dei contropiedi giocando in casa della Roma con solo 3 o 4 difensori, centrocampo saltato, nonostante hanno fatto una partita immensa Fabian Ruiz e Anguissà, ce lo stiamo chiedendo in molti, non bocciatura, tesserini strappati, Spalletti non ha capito niente, sarebbero quelle domande. Tra l'altro l'allenatore ti potrebbe spiegare e farti capire che invece noi non abbiamo capito nulla, c'era un'altra soluzione che era più ottimale, un passaggio tattico della Roma che non abbiamo notato. Ecco, io vorrei un po' meno domande, ma dopo questo furto come è cambiata la tua percezione del Napoli, ma questo, quell'ha mangiato, non mangiato, è più, cioè, in fondo 90 minuti è il campo quello che dovrebbe essere il principale protagonista della nostra attenzione. Tra l'altro non ha fatto proprio quello che avevo detto prima di non fare questi calcoli. No, dicevo, non ha fatto la prima pagina quello di Dybala, mentre quello di Spalletti sì, la Panda sì e la svaligiata da casa no. Anche quello è potere politico, però. Bravissimo. Per questo, quando l'amico Max Allegri, non lo so se l'ho preso il messaggio, ma l'avevo letto, diceva: ma perché parlando di sport, e lo so che lo dice con non con sarcasmo, ma veramente dispiacendosene, perché parlando di sport dobbiamo arrivare a parlare di politica? E questi sono ulteriori esempi che purtroppo lo stesso evento ha un peso specifico diverso a seconda di quanto i media decidono di portarlo avanti o meno, di come sfruttarlo. Semplicemente Valerio e Max Allegri, perché sarebbe bello parlare di sport e basta, se fosse sport e basta, ma innanzitutto non è più sport e non è più esercizio del potere, è finanza legata allo sport. C'è proprio cambiato tutto, parliamo l'anno scorso di bilanci e poi perché comunque il calcio è esercizio del potere. Cioè, se il calcio non fosse esercizio del potere, Max Allegri, voi Agnelli avreste preso una squadra di pallanuoto. Finiamola. E questo non è, se no poi dite anche tu Guido poi parli sempre della Juve. Rita, non è che la Juve, perché loro sono i leader e hanno non solo dettato le regole, hanno dettato le regole che non esistono, perché io vedo ancora 38, quanti sono? Non lo so manco più io quanti scudetti, non c'è mai stata all'ordine del giorno in Lega Calcio proprio punto primo. Cara vogliamo finire? È stata condannata in sede civile, penale, sportiva, eccetera, non so 38. Non che gli hanno fatti togliere, non gli hanno manco chiesto di togliere.
Perché? Perché è esercizio del potere. Quindi quando noi adesso analizziamo il calcio moderno, che parte dopo Italia 90, cioè dopo i fischi e i figli di puta, è morto il calcio come intendevamo prima, e lì ti darei ragione, caro tifoso bellino, ma dal 91 noi dobbiamo iniziare a ragionare di calcio industriale, e adesso dal 2000 e passa di calcio finanziario. Non tutte le società sono finanziarie. Quindi se prima l'esercizio del potere si manifestava in forme diverse, sempre di pressione, ma non così invasive, adesso è un esercizio del potere che si interlaccia alla finanza, ai media, alle cose. Tra l'altro non ci sono più nemmeno tanti colleghi con la schiena dritta. Io non vi preoccupate, non ho, quello disse perché qui non sta in TV, non ho interesse ad andare in TV, non mi chiamerebbero mai in TV, non c'è nessun pericolo, anche perché non ci potrebbe mai essere una persona che in TV dica, non alla 19ª giornata, all'8ª giornata, Roma e Lazio non possono vincere lo scudetto. Non perché non hanno meriti, non gli voglio far vincere, non se lo meritano, tutto quello che vuoi. Per tutte le ragioni che ci siamo detti. Il giorno dopo chiamerebbero tutti gli sponsor, io mi troverei una testa di cavallo e si incazzerebbero, perché bisogna portare avanti la baracca, ma perché il campanello è lungo, ci sono ancora tante partite e queste le 7 sorelle possono diventare 8. Questa, la tua osservazione è giusta, però non siamo più, cioè è finita con Italia 90. Italia 90 è stato uno spartiacque, ma tutto quello che è successo, e noi sappiamo solo un decimo degli scandali che sono gravissimi. Cioè, quale sport, amico Bellino, sport, non campionato di calcio, ti ha regalato Passaportopoli, Nandroloni, calcio scommesse, tabaccai utilizzati per riciclare denaro con ex portieri della nazionale? Dice, no, ma sono soldi miei, io posso dare 250.000 euro in contanti, una cosa che tutti noi possiamo dare a un tabaccaio perché è un amico mio, ma una marea di scandali enormi. Cioè l'NBA te li ha regalati e tu dici a me perché dobbiamo parlare? Cioè l'NBA te li ha regalati. Allora il calcio in Italia si sana se tu finalmente prendi un manager esterno come fu David Stern, che non guarda in faccia nessun esterno, che risponde solo a se stesso, nel senso io produco risultati e non mi frega niente che tu sei Barcellona, Real Madrid, Juventus, Napoli, eccetera. Le società devono essere per forza in attivo e non possono avere $1 di debito. Episodi di violenza ci sono stati, rarissimi, ci sono stati immediatamente, non sono condannati, ma lì quando ci furono ammazzate, ci furono milioni di dollari di multa, squalifichi di 1 anno e mezzo di giocatori, tifosi, eccetera. Quindi non mano dura, cioè, perché? Perché, ma voi l'avete visto lo spot per i 75 anni dell'NBA? Noi abbiamo nel calcio una cosa così bella, dalle lacrime agli occhi ti fa venire. Ma avete visto che in Los Angeles Lakers, articolo che scrisse Guido, no? Ringraziano la leggenda, bentornato Jack Nicholson, perché c'era la pandemia, non era la partita senza di te non era la stessa cosa, e l'NBA gli va a regalare il pallone dei 75 anni. Beh, sono altri esempi. Giovanotti, evolverci. Vogliamo parlare del calcio degli anni 80, ma dobbiamo parlare di Amarcord, non trasportare quel tipo di calcio e quel tipo di analisi al giorno d'oggi, perché non sono proprio paragonabili. Già da qualche partita i 3 dietro la punta non hanno brillato, non credete che sia sempre più spesso si esagera con le palle lunghe a cercare Osimhen, e questa è una delle cose che abbiamo detto. Si ricollega al discorso di Osimhen anche Ottavio Larini. Buonasera a tutti. Oggi in alcuni frangenti ci hanno messo sotto come non mai fino ad oggi. Osimhen marcato troppo bene, potrebbe risuccedere ora che lo conoscono? 2 domande interessanti, sì e sì, perché oggi Osimhen è stato marcato sull'anticipo e quindi lui dovrà imparare adesso non solo a difendere la palla, a smistarla. Non gli hanno dato, l'ho detto, la profondità, quando gli hanno data l'hanno messo in fuorigioco, deve quindi imparare a giocare con la linea oltre che con il compagno, chiaramente il timing del passaggio, ma con la linea. Lui non la guardava proprio la linea. Anche il gol sta cadendo tutto, ma fermi tutti, rischiamo brutto qua. Gli imprevisti, ok, tutto a posto. Quindi
tutte cose, ma ha spiegato anche Spalletti, no? Spalletti è un grandissimo allenatore, ha detto gli altri diventeranno più bravi perché noi siamo i primi della classe e noi dobbiamo, come se fosse una partita a scacchi, no? Sapere che loro faranno questa cosa perché adesso l'hanno imparata e noi inventarci una cosa nuova. Ma qua sarà Spalletti e il suo staff, che è di primissimo livello, e i ragazzi vogliosi a imparare. Comunque, 2 osservazioni, 2 domande giuste, credo che ti ho risposto. E poi, ultima cosa in queste tue vostre domande, il Torino non è la Roma. Esattamente, ma questo è sempre da ricordare. Mi hai fatto ricordare una cosa, parlando di, come si dice, di schemi, di staff, lo schema dove il Napoli tocca il pallone sul calcio d'angolo con Di Lorenzo. È grave, è gravissimo. Altro errore, in due. Che tu stai lì, guarda lì, l'arbitro sta lì. Ma ti ho detto, io ne ho contati, ormai mi conoscete in quest'anno e mezzo. L'arbitro, abbiamo perso per l'arbitro. Cioè, oggi non lo voglio proprio toccare perché mi sono messo come fa Valerio col suo fogliettino, è un errore, 2 errori, 3 errori a 0, no? E 15 e 16, basta, ho detto non li conto più. Sì, è un errore. Cioè non l'hanno perché visto. poi il Napoli ci sta togliendo anche la soddisfazione che stiamo guardando e ci sono delle persone proprio addette a farlo, no? Io guardo, scorro Instagram, i reels sul calcio e vedo uno schema fatto in Inghilterra, una cosa bella fatta in Germania e noi per una volta siamo moderni in questo e cerchiamo di metterci al passo e studiamo delle cose e ce le mortificano così. Guarda, veramente sono andato su tutte le furie in quel caso. Anche perché ti ho detto, non ci hanno fischiato appositamente, secondo me, studiati falli dalla 3/4 e quindi noi oggi non abbiamo potuto vedere schemi, esatto. Non perché per mancanza di fantasia. Lì si è visto che loro si sono parlati e tra l'altro se n'era andato, era pericoloso, nel senso che vuoi, l'effetto schema e sorpresa è riuscito perfettamente. Assolutamente, non ce l'hanno fatto fare. Non dipende da noi. Poi lui ha detto sì, è colpa mia però. A Stellina è bravo, nel frattempo c'è fermato. A Stellina rispondo io, saluto e rispondo io. Guido non fa pagelle di solito perché poi non sa. Io mi ricordo la tua motivazione che fu bellissima, perché non sai nello specifico qual è stata la richiesta dell'allenatore nei confronti del calciatore e quindi come faccio a dire io se quello è stata una prestazione da 8 o da 4? Sì, ti ricordi bene, non per ignavia, perché io potrei dire, come ho detto, Di Lorenzo il secondo tempo non si è spinto più del suo di 45 metri, manco nella metà campo, che schifo, bidone, e invece nello spogliatoio ho detto guarda che lì stanno spingendo, non lasciarmi a 2 dietro, e invece ha perfettamente rispettato quello che erano i dettami dell'allenatore. Se potessi chiedere questa cosa a Spalletti, avrei degli elementi per poter dare una valutazione un po' più piena, altrimenti tant'è vero che ragazzi, spesso voi vedete 7 su un giornale e 5 su un altro, perché anche lì non è possibile, la Gazzetta è più favorevole a uno perché ci sono È chiaro. Fa bene Alessio a ricordarmi questa cosa perché se non sbaglio ce l'hanno fatto ribattere quel calcio d'angolo. Esattamente. E non è possibile. Perché a quel punto fai il doppio errore oppure ti senti in colpa e quindi spieghi il fatto che ci hai fermato un'azione invece di darci cioè, la punizione che meriterebbe, che a quel punto devi dare il calcio di punizione diretto per loro, ce lo fai ribattere, quindi stai ammettendo un errore e questo atteggiamento è quello che poi si spiega a fine partita quando il mister ti dice, e io l'ho visto in diretta Guido, cioè l'ho visto, era proprio il solito Spalletti sereno che è quello che va a salutare arbitri e avversari a fine partita, che dice Davide, Massa bravo, fa l'applauso perché quello si è girato di spalle e Massa lo espelle subito con quella coda di paglia calcisticamente parlando che aveva, pensando fosse una cosa sarcastica. Secondo te, e te lo chiedo, si può fare ricorso in questa cosa e cercare di togliere questa squalifica? Bisogna vedere che cosa scrive sul referto. Sul referto. Perché potrebbe anche essere squalifica solo pecunaria, con la diffida, dalla prossima volta salta. Vediamo che cosa scrive. Sì, ma sinceramente Spalletti era in una normale trance di partita. Noi abbiamo visto in queste partite a volte capannelli tremendi, no?
stato un po' di trans, la partita è stata anche molto, molto aperta da tutti e due i fronti, cioè Napoli poteva perdere tranquillamente, poteva vincere, lo stesso discorso uno può fare se della Roma, Sì. nemmeno troppo maschi, un paio di falli. È stata una partita intensa, grandi ritmi, però non ci sono stati episodi che hanno scaldato gli animi, quindi secondo me ci sono stati degli arbitraggi tra lui e anche la terna arbitrale. C'è stato un errore secondo me molto grave che voi non state valutando, che Osimhen nel primo tempo si è mangiato un gol che è stato, però era stato fischiato fuori gioco. Sì. Quindi se lui non avesse tirato male, il portiere avesse parato e invece avesse fatto gol, quel gol era annullato e non poteva intervenire il VAR perché ce l'avevano fermato. Invece loro dovevano far finire nel l'azione. dubbio, no, nel dubbio li segnala, poi come è successo al gol che ci hanno annullato, era 2 metri in fuorigioco. Lui non ha segnato, non ve lo state ricordando, era nel primo tempo nella porta a destra, non a sinistra, ma è un errore grave. Nel replay si vede che c'era un giocatore in basso della Roma che col suo piede destro lo teneva nettamente in gioco, anche se il commento ha detto fuori gioco. Un po' più attenti, colleghi, era nettamente in gioco, ma non, diciamo, era di un piede tenuto in gioco. Però lui, avendo fischiato subito, anche se Osimhen ha continuato, ha tirato fino in fondo, ci avevano precluso la possibilità dell'intervento. Perché? E poi questi non finiscono nemmeno nelle statistiche, questi no, non finiscono né nelle statistiche, né di errore, né occasione da rete, né da tiro, eccetera. Ti ho detto, io ho la predisposizione, anche per il lavoro che faccio, di essere molto attento, molto concentrato, se non sto sul telefono. Oggi mi sono permesso il lusso, ma solo nell'intervallo, di mandare un messaggio a Valerio. Lui lo sa, quasi mai gli mando, manco nell'intervallo. Ma nell'intervallo non si sta giocando. Al massimo ti perdi il riscaldamento di Ciruzzo, che peccato. Quello è un altro errore, ma un errore tecnico. Anche perché si è detto che nel dubbio, lì è veramente era in linea, no? Tu fai continuare, tanto fortunatamente adesso c'è il VAR che nel caso hai preso una topica ti corregge e ti insomma ti salva e invece se tu fischi come Orsato ha fischiato, cioè il punto è che lui non ha dato vantaggio, ma avendo fischiato l'azione è interrotta e quindi è rigore. È chiaro. Domanda per Guido, ma in alcuni frangenti inserire Lozano a sinistra al posto di Insigne quando non sta rendendo come dovrebbe? Certo, come facevamo l'anno scorso, ma forse Massimo sei intervenuto da poco, oppure abbiamo detto che abbiamo un problema, dobbiamo recuperare Lozano, perché sta giocando poco, lo vedo un po' ansioso di spaccare il mondo appena entra con quei pochi minuti, quindi va rimesso nelle condizioni psicologiche, fisiche e tecniche e tattiche in campo di rendere al meglio. Sono d'accordo con te. E quindi sempre per il discorso di Lozano, far giocare così poco, alla fine se ne andrà a fine anno quasi sicuramente, lui vuole giocare di più, sono sicuro che al 90% se ne andrà. Bah, io penso più Insigne comunque. Che vada via? Guarda, complimenti per l'intervista a Giordano, è un professionista esemplare, tra l'altro uno dei pochi che si tiene fuori dal coro delle urla di un calcio volgare, perché poi tutti dicono no, e qua non urla nessuno. È com'è che no. Però io vorrei essere, lui è molto vicino all'ambiente Napoli, è uno di quelli che il presidente chiama amore, tesoro, eccetera. Ha scritto anche un libro con Marek Hamsik. Quindi quantomeno una bontà in più c'è rispetto a Guido, che non vuole essere cattivo. Io voglio farti un'analisi logica più severa, come ha fatto lui. Insigne non può andare nella Juve, nell'Inter, nel Milan. Le devi escludere, perché sono dei top club che devono vincere campionato e Coppa e Champions League, e non punti su un giocatore di 31 anni che non ha mai vinto manco uno scudetto. Ti vai a prendere o Cristiano Ronaldo perché fai un crack di Maglie, che poi lo stesso scusate è stato un fallimento economico, no? Quindi ti vai a prendere il grande campione o il parametro zero all'Ibrahimovic, al Deni Alves, eccetera. E non può andare in nessuna squadra delle famose 13, perché
un Cagliari, un Verona, una Sampdoria, dici sì. non se lo possono permettere, cioè non gli possono dare manco la metà di quanto guadagna a Napoli, a meno che lui deve andare lì e prendere 1,5 milioni, non prendere i 4 e 6 più bonus, e in quel caso non sono, permettimi, a collega, facilmente raggiungibili, che è la frase tipica, non sono per niente raggiungibili, perché è molto difficile fare 20 gol nel Cagliari e nel Verona piuttosto che nel Napoli, il tasso tecnico è più alto, giochi molto di più dalla metà campo in poi, eccetera, eccetera. Non vinci scudetti, non vai in Champions League. Può andare in due squadre, Roma e Lazio. Nella Roma non può andare, per ovvie ragioni, non può andare il capitano del Napoli. Nella Roma c'è troppa credito ormai tra queste due società e queste due città. L'unico passaggio è stato, ma se per salvare la Roma dal bilancio Manolas la clausola di Avarà, che praticamente è come se l'avessero preso come una clausola. Può andare solo nella Lazio. Però lo Tito non gli dà 4 milioni e 6 più bonus, forse raggiungibili in quel caso, non facilmente raggiungibili. Quindi in Italia può andare solo nella Lazio, una sola squadra. Può, non è facilissimo. All'estero togli tutti i top club, tutti. Non ha senso il Barcellona. Poi se ci vogliamo raccontare la favola di Zuniga al Barcellona, di Isai al Bayern Monaco, no. Quindi Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Liverpool, cioè, d'altronde lui ha avuto Raiola 3 e passa stagioni fa, la prima stagione di Ancelotti, e non ha avuto nessuna offerta, non si è presentato nessuno, e aveva comunque 3 anni e mezzo di meno, quindi insomma contano nel calcio quasi 4 anni di meno. Può andare in società medie estere, escluderei l'Inghilterra perché si gioca ad alta intensità. Chiaramente può andare un Monaco, può andare un Siviglia, che hanno casomai sia le potenzialità economiche che un certo tipo di blasone. Quella, diciamo, la fascia, cioè non è quella la cosa che ci stanno dipingendo. Chiaramente a parametro zero ormai andrà, perché insomma manca un mese e mezzo, no di meno, sì 2 mesi, scusate, novembre e dicembre. Quindi nel Napoli, se la società, tutto dipende dalla società, lo vuole confermare, lo confermerà alle sue condizioni. Punto. Quando anche all'ultimo giorno, non di più, non ci sono proprio dubbi. Io sto ragionando per logica, senza nessuna credita. Fortunatamente non sono amico del procuratore Insigne, quindi non sono costretto in trasmissione a dire certe cose, oppure le interviste in radio. Non sono contro Insigne, non sono contro nessuno, ragiono per logica. Cioè, non può andare al Genova. In Genova non può dare 4 milioni e 6 più bonus a Insigne. Aiutami a spiegare. Io non credo sia una questione proprio dei soldi, è la scelta, perché ancora se ancora non è stato fatto l'accordo, c'è la scelta sotto. Sì, ma infatti sono pochissime le squadre, tranne ovviamente, concludo, se il calciatore nel Napoli, in un'altra società, scende a pretese, perché Napoli dice: io ti do 3 milioni, e l'ultimo anno te ne voglio dare 4 già con un premio riconoscenza, e Insigne sarà costretto a accettare. Ovviamente se il procuratore si mette di traverso, e quello sarà un grosso problema a gennaio, no, devono essere 5,5, non 4,5, scordatevelo che il Napoli non glieli darà mai, ma ci sono pochissime società in Europa che te le possono dare, e quelle pochissime società non sono interessate in Insigne. Cioè il Bayern Monaco non è interessato in Insigne. Ma non credi che poi la richiesta, anche perché non ha 25 anni, 26, hai capito? 26 dici io glieli do, perché anche non è un fatto, attenzione, voglio chiarirmi bene, perché questo sarà l'argomento che potrà essere destabilizzante per l'ambiente, per il Napoli, per lo spogliatoio, perché secondo me sembra che, come quello là diceva che venne, che noi difendiamo Insigne, mo sembra Guido Gentile attacca Insigne. È un giocatore che ha 31 anni, come ci ha detto anche Spalletti, nell'ambiente Napoli voi sapete tutto di questo ragazzo, proprio quello che dissi io 2 settimane prima, quello che mangia, come gioca, tutto, cioè non c'è niente da sapere più di questo ragazzo. Il punto è che nell'ambiente calcistico, il Bayern Monaco, e ci sono analisti che studiano qualunque aspetto di un calciatore, sanno tutti i parametri fisici, tecnici, di tiri, di cose, di contrasti, dribbling vinti, come si chiamano, e loro hanno ovviamente dei profili. Detto, ci serve questo tipo di profilo.
Ovviamente Insigne da adesso in poi della sua carriera può gestire il suo talento, ma non è che un giocatore a 31 anni diventa il doppio più bravo. I giocatori dai 22 ai 24 anni, se sono capaci, possono migliorare. Ci possono essere dei giocatori che gli cambi ruolo, molto rari, gli dai una seconda carriera, ma anche Pirlo non è che gli hanno cambiato ruolo a 28 anni o 31 anni. Dopo un po' che si sono resi conto che era sbagliato quel ruolo, lo indietreggiarono e ne hanno dato una carriera irripetibile, no? Cioè a 31 anni puoi mai dici no, Insigne adesso diventa mediano, con quel Insigne adesso incomincia, cioè un giocatore che in vita sua ha battuto 2 punizioni, quella con la Roma, Diego, e quella col Borussia Dortmund. Però sentiamo miei illustri corrieri, la posizione grandi Insigne, ma secondo voi gli scouting delle grandi società non conoscono invece tutti i parametri delle punizioni, non solo dei rigori, ripeto, dei contrasti vinti, dei dribbling, della capacità di recupero, della capacità aerobica? Ci sono degli elementi di altissimo livello, si chiama di Insigne, no? Però a 31 anni non è che può diventare un altro giocatore, può amministrare il suo talento. Non capisco perché Insigne a parametro zero non possa andare al Milan o all'Inter se le stesse si sono scannate per Çalhanoğlu. Quanti anni ha Çalhanoğlu e quanti anni ha Insigne? Davide, vai a vedere. Andiamo avanti. A Liverpool da Klopp ci va pure per 4 milioni e un buon bonus alla firma e accetta pure la panca. No, vabbè, chiaramente mi scontro con rigidità mentali, va bene, poi lo vedremo, però io ho messo nero su bianco, il buono, il brutto e il cattivo, lo dissi in anteprima a Valerio, ho messo nero, poi ne parliamo. Per questo devono seguire bene, perché poi dopo... io dico che se Napoli vuole se lo tiene alle sue condizioni, ma sarà Insigne a dover accettare le condizioni del Napoli e delle altre società. A Liverpool Insigne non va. Cioè, l'avete visto come gioca il Liverpool? Cioè, se io e Valerio ci mettiamo nel Porsche Carrera 2, non stiamo ai ritmi che ha il Liverpool. È veramente noi allora cerchiamo per la memoria quelle poche volte in cui io ho fatto indegnamente una sorta di telecronaca di live reaction guardando le partite o di Champions o comunque della Premier, ho detto questo è un altro sport, è proprio un altro sport, non reggiamo 48 partite, anzi loro hanno 3 coppe di Lega, noi ci lamentiamo che la Coppa Italia è una scocciatura, la coppetta, loro ne hanno 3. Loro non si fermano a Natale. E poi non le snobbano quelle là, ci tengono moltissimo a tutte quelle coppe. Insegnano una fisicità e a 31 anni le big moderne partono da questi 2 parametri per la scelta dei giocatori. Aspetta, forse non mi sono spiegato meglio, perché lo sapevo che poi sembra un attacco. No, è un vai tranquillo. Che guadagna una cifra giusta, onesta per la sua carriera, le sue capacità, ma è una cifra che in Italia non si può permettere nessuno, tranne 3 società, che ovviamente puntano a giocatori che ti fanno vincere. Poi non è detto che tu possa vincere, però puntano. Allora, dici, anche Vidal è un giocatore vecchiotto, però aveva vinto gli scudetti con la Juve, col Bayern Monaco, ha fallito però nel Barcellona, però ha detto ti vai a prendere un giocatore che ha vinto nella sua, perché contano queste cose, anche se noi gridiamo vogliamo vincere, però che cosa è vinto? Quelle cose non solo fanno curriculum, ma significano tante cose per chi gestisce certe società, che si vanno a prendere il bollito, come chiamavamo noi, che il bollito e voi tutti dietro il bollito, Ancelotti è un bollito. Noi siamo passati che il nostro top player, e siccome così l'avevamo definito nelle trasmissioni televisive lo chiamavano noi abbiamo il top player, e in un attimo è passato in mezza stagione da essere il top player del Napoli Ancelotti a essere bollito e tutti dietro è bollito. Allora Real Madrid non ti chiamerà mai Sarri, perché serve un certo modo di stare in panchina, un certo modo di gestire le conferenze stampe, un certo modo di dialogare con i calciatori, quindi non paghi solo il fatto che tu possa essere bravissimo con l'allenatore, paghi anche queste qualità, e questo vale anche per i calciatori. Ecco perché Icardi non farà mai una grande carriera, perché arrivati a certi livelli altissimi o sei Dio
E oggi non è più il calcio degli anni '80, quindi che può funzionare il genio. Oggi Gascogne non giocherebbe in un top club, perché deve avere, vedi anche Ibrahimovic, che pure comunque si deve allenare da Dio ed è molto più difficile, io lo dissi l'anno scorso, quando un 38enne, un 40enne si fa male, ritornare in forma, però cioè, devi essere fisicamente integro, cioè. Quindi Insigne in Italia nessuno si può permettere il suo stipendio, diventa un po' un autogol, no? Solo 3 società, ma Inter, Juve e Milan, società che vincono, cioè insieme hanno il 75% degli scudetti, hanno il 100% degli scudetti degli ultimi 20 anni e tutti gli scudetti degli ultimi 30 anni tranne Roma e Lazio. Quindi anche, cioè, noi in realtà dovremmo dividere, no, dal 91 in poi l'era del calcio. Io non credo che sono società che punterebbero su un giocatore che dice vabbè, però è lo spogliatoio, perché o sei super, diciamo, Insigne è talmente forte che è Messi, allora io mi prendo anche i suoi difetti di, diciamo, muffone, di uomo, e non lo è, cioè è un ottimissimo giocatore, ma non è il campione. Nei top club esteri, ancora peggio, visto che, cioè, che abbiamo fatto in questo turno di Coppa? Abbiamo preso mazzate da tutti, tranne la Juve, si fa il suo 1-0 con Allegri e va. È una mia analisi logica, che non è bocciare Insigne, castrante, poi vedremo dove va. Però l'analisi logica, il buonsenso, ti fa pensare che è un po' un cul-de-sac, quindi o rinnova con Napoli a cifre uguali o leggermente in zero, o andrà in qualche altra squadra, perché non è che rimane senza squadra, ma state sicuri che il bluff che lo vuole il Real Madrid, il bluff che lo vuole l'Inter, cioè, la vedo difficile. Sì, e io poi questo ti chiedevo prima, deve essere poi la richiesta di Insigne parametrata a quelle che sono le sue offerte, perché non puoi poi pretendere un aumento. Io capisco il fatto, ho vinto l'Europeo, qualcuno diceva ha vinto l'Europeo, quindi ha vinto, può mettere questo nel suo curriculum e magari si sente diminuito dal fatto che Koulibaly prenda più soldi di lui. Però se tu non hai un'offerta da parte di altre squadre che ti cambiano la vita e quindi puoi chiedere guarda, a me il Liverpool mi dà questo, e allora nel momento in cui non ci stanno queste altre offerte, non è meglio per lui accettare quello che offre il Napoli e continuare qui dove comunque una sua dimensione l'ha trovata? Luigi ci dice se nessuno dei top club vuole Insigne, vuol dire che lo stesso non è considerato un top, se sei un top anche a 31 anni hai mercato. È l'unico giocatore che ha lasciato Raiola, quindi se per lasciarlo Raiola non ci ha creduto più manco Raiola o Raiola, non so mai come si dice. Ma la tua analisi è corretta, cioè nel senso che per l'ambiente, per la famiglia, per tutti i record che potrebbe battere, anche per una certa, come posso dire, serenità, no? Dici tu tanto nel Napoli non sei obbligato a vincere, anche se non vincerai uno scudetto, una Champions League, nessuno ti potrà accusare, detto se hai fallito perché potevi far molto di più nella, no? Uno di quei talenti inespressi, però in questo momento un braccio di ferro, no? Giustamente lui pretende di più, la società si sta giustamente ridimensionando perché i costi erano eccessivi, sono eccessivi per quelle che sono, perché poi non aver fatto crescere il fatturato strutturale, adesso un autogol per dire Napoli non ha debiti, però è sempre quello il fatturato che aumenta solo in base alla qualificazione in Champions o meno, e quindi quando tu hai rinnovato determinati contratti adesso non ti trovi più con i conti. Napoli ha perso non certo perché erano scapocchioni, sai, e Maximovic, perché doveva alleggerire il monte ingaggi, ce la prendiamo come Malquit, ma perché quel giocatore ti puoi permettere? Quando dice non è da Napoli, giocatore da Napoli, esatto. No, è da Napoli perché questo è il giocatore che in questa annata del Napoli si può permettere. Esattamente. Poi il fatto ha vinto l'Europeo, che ci diceva, ha vinto anche Raspadori, ha vinto anche Barone e Zaccardo. Ovviamente sono estremizzazioni di un discorso. Insigne il suo zampino ce l'ha messo nell'Europeo,
Però ricordiamo fino in fondo che tipo di europeo ha vinto l'Italia, perché dovete aprire un po' la mente. In questo momento un giocatore come Rachmani può andare in qualunque squadra al mondo. Non è perché, cioè, forse non sono riuscito a spiegarmi io, perché non è una bocciatura, è una questione di analisi logica del calcio mondiale. Perché Rachmani ha dimostrato che regge benissimo anche ad essere titolare in una squadra di media-alta classifica come il Napoli, ha un ingaggio basso e un'età media. Quindi anche un Barcellona lo può prendere come 25esimo giocatore, sapendo che se lo deve mettere 10 minuti, 5 minuti, come si chiama, non è un bidonaccio. È chiaro che il Barcellona non punta come Rachmani, però è un giocatore che si può permettere in un battibaleno e se lo può permettere qualunque squadra, perché se lo può permettere il Barcellona, la Juve, l'Inter, ma anche il Genova. Perché, capito, non ha 4-5 milioni di ingaggio. Se tu rinnovi Rachmani a 3 milioni e mezzo tipo di ingaggio, già tu dici tutte le altre 13 già non si possono permettere più Rachmani. Il punto è che, come dicevo, sono tantissime le valutazioni che una squadra fa su un giocatore. Non è quello che noi vediamo, ormai la gente si vede il filmato di 5 minuti su YouTube, prendiamolo subito, eccetera. Le società si informano su tutto, anche su cose molto private, nel senso il tuo fisico, non so se hai avuto infortuni, quello è abbastanza evidente, no? Il caso di Ghulam, Milik, ma proprio sui tuoi parametri fisici che voi non avete, cioè tutti i test atletici che i giocatori fanno giornalmente, no? Voi non sapete, ma il giocatore prima dell'arrivo di Cavani, che per anni ha avuto i risultati di eccellenza e tutti i test atletici, era Cristian Maggio. Ecco perché poi è arrivato a giocare a 40 anni di corsa, di resistenza, di fibre veloci. Voi li conoscete questi parametri? No. Ve li dico in trasmissione? No. Vi interessano? No. Io che ti devo conquistare? Sì. Perché poi mi interessa sapere se un giocatore può reggere 3 partite a settimana, oppure vedi come Manolas ha detto io accetto il rischio di avere un giocatore che posso far giocare 2 partite e poi lo devo fermare. Ci sono tantissimi parametri che vengono presi in considerazione e invece noi vediamo il gol, ha fatto tutto, ma è ovvio che se un giocatore fa 400 partite e gioca dalla 3 quarti su, pure Insigne è arrivato a fare 100 gol, no? È un calcio diverso. Però, detto, sono tanti gli elementi che io non è che vi posso dire tutti, vi dovrei prendere uno spinotto, attraversare il mio cervello nel vostro, non sarebbe nemmeno eticamente corretto una cosa del genere. Però le mie valutazioni, e ci tengo a specificarlo, Vale, non sono né di bocciatura né di percussione, io non sono ideologico nel calcio, lo ripeto sempre questa espressione. Cerco di fare delle analisi logiche in base a quelle che sono tanti parametri, manco io li conosco tutti, perché non sono Dio, non sono informato di tutto, non ho tutte le amicizie potenti del mondo, però già quelli che mi fanno. Poi l'anno prossimo Insigne alla Juve, ci siamo sbagliati, la Juve ha avuto puntare. Però è difficile detto. E in più purtroppo nello sport l'età è vincolante, perché tu non puoi diventare più bravo, più veloce, più con l'età che passa, diventi più lento, ci metti più tempo a recuperare una partita e l'altra, se ti infortuni non ci metti 2 settimane, ci metti un mese, quindi l'età purtroppo è un parametro di discesa del tuo valore rispetto a quello che può essere invece un regista nel mio settore, io lo chiamo il cinema, perché un regista puoi dire, quasi tutti i registi arrivano 80-90 anni, alcuni a dirigere. Cioè, tantissimi registi, perché sei più esperto, hai maggiore capacità, cioè anche più carisma. Una persona dice questo c'ha 40 anni di carriera, ha diretto questo attore, quindi tutto il contrario. Perché il VAR non ha richiamato Massa per andare a rivedere il rigore su Anghissà? Ce lo stiamo chiedendo tutti, non c'è stato manco il check. La mia impressione è che a Roma si mangi molto bene. No, non è una battuta. Ce la vuoi... A Roma si mangia molto bene, siccome lo stadio Olimpico è uno stadio elite, e non è una battuta, cioè prima c'erano le 5 Stelle, però è catalogato stadio elite e ha una bellissima sala elite dove si fa
una cucina di altissimo livello prima, durante e dopo la partita, quindi tra anche prima, nulla toglie che cavolo lì c'erano insomma una carbonara di addirittura col tartufo bianco, non si mette, lo so per lì. Non escluderei il fatto che insomma ragazzi non è facile ogni volta andare all'Olimpico nella sala VIP. Una volta ci fu un tifoso del Napoli che mise un video che era andato a vedere, tra l'altro vinse 1-0 il Napoli, mi sembra, e fece vedere anche, io lo so, questo dietro le quinte nella sala, ragazzi, altissimo livello, l'Olimpico. Quindi può darsi che un attimo si erano allontanati perché merita la cucina dell'Olimpico. Sicuramente. Giacomo dice: la questione Insigne non esiste ed è pazzesco che si faccia il gioco di chi vuole destabilizzare. Tante care cose. No, Giacomo, ma come fai a dire che la questione non esiste quando è il capitano della tua squadra e ci stiamo portando a Allora, io voglio ricordarti una cosa, Giacomo. Quando Insigne ha rinnovato l'ultima volta, io ricordo un'intervista dove Insigne disse: non decido solo io, voi De Laurentiis lo conoscete, cioè non è la prima volta che arriviamo a questo, di arrivare fine sotto con polemiche, con strascichi, eccetera, eccetera. È successo già prima dell'ultimo rinnovo. Vediamo, i matrimoni si fanno in due, lo sapete come funziona con e Insigne non fu dolce di sale nelle dichiarazioni all'epoca. Adesso ci aggiungi l'età avanzata e la possibilità che sia l'ultimo contratto importante. È normale che ci trasciniamo questa cosa, ma non lo facciamo per destabilizzare. Esiste. Aggiungo, prima che ti possa rispondere Guido è entrato dicendo: noi parliamo di Insigne, ma a me mi preoccupa Fabian. Sì. Allora, Giacomo, non mi permetto di dire quello che è il pensiero di Valerio. Il mio pensiero è che interessa zero il rinnovo di Insigne, e non per mancanza di rispetto alle ragazze, per le ragioni che io ti ho detto. Insigne è un prodotto del vivaio del Napoli, quindi già non è stato acquistato. Anche se fosse stato acquistato, è stato bello che ammortizzato, perché sono passati 5 anni. Napoli, spiegavamo, facevamo la lezioncina di differenza di bilancio del Napoli con altre squadre. Poi è molto difficile per me rapportarmi a voi, perché non vedendovi io non posso sapere di fronte chi ho, se è una persona che ha ascoltato certe cose e ho paura di essere noioso e ripetitivo invece con chi le ascolta. E quindi ci sono tante cose che ci siamo detti prima che arrivassimo a questo punto. È un giocatore che è chiaro Guido, noi, scusami Giacomo, no. Noi quando pigliamo una domanda lo diciamo anche sempre in generale, quindi non è nei confronti tuoi che tu dici che noi stiamo destabilizzando, è chiarissimo. Di spiegare. È un giocatore che il Napoli, che vende a zero, lo perde a zero, non mette la minusvalenza in bilancio, e chiaramente se lo vendesse a 50 milioni, quei milioni potrebbe investirli sul mercato. Detto, questo è il primo punto. Però è chiaro che Insigne ha 31 anni, la 10-11ª stagione che sta a seconda se consideriamo pure quella, se no uno dice Guidi ti sei sbagliato, quella prima di Mazzarri dove fece una sola presenza, io quella non la considero proprio. Sì, per la cronaca esiste, ma un giocatore che ha fatto 2 minuti, non è che dici quella stagione. Insomma, comunque c'ha 10 anni di esperienza, tantissime presenze, lo conosciamo tutti. Il problema è che è il capitano del Napoli, quindi avrà all'interno dello spogliatoio delle persone un peso, un gruppetto di persone. Anche all'interno, lo vediamo, delle trasmissioni sportive, perché questa cosa si è incominciata a instaurare un certo dubbio, una certa malizia, molto prima, in tempi non sospetti. E c'erano le due fazioni, erano solo due, e non c'eravamo né Valerio né io, di chi si sosteneva che si sarebbe rinnovato, non era meglio, si sarebbe rinnovato questo contratto prima dell'Europeo, e chi sosteneva no, lo faranno dopo sicuramente, mo il ragazzo va lasciato in pace, si finisce il campionato, si finisce là. Quindi le due fazioni, perché poi non si va mai in TV a dire ci siamo sbagliati, questa, come io varrei tranquillamente, ho detto questa cosa l'ho sbagliata, io ho fatto un'analisi logica, non è una previsione dal divino Telma. La logica mi porta a dire che questo, però ho detto poi succederà questa cosa e analizzeremo perché è successo eventualmente qualcosa, uno si è sbagliato, con la logica appunto analizzeremo, e io tranquillamente dirò questo passaggio è avvenuto questo, io non avevo considerato quest'altro passaggio tranquillamente.
Non è stato rinnovato né prima, né durante, né dopo l'Europeo, né prima del campionato durante la preparazione estiva, doppia preparazione estiva, a Dimamo e a Rivison, né all'inizio del campionato. Ormai lui a gennaio, il 1° febbraio, può firmare con qualunque altra squadra. Quindi il caso c'è, anche perché, e quella è una cosa che mi fece incavolare, quando fu venduto Hamsik il 1° febbraio, quindi in modo tale che non si poteva fare manco mercato, perché comunque in Cina si poteva fare, quindi noi non sappiamo nemmeno, tra l'altro, Valerio, questa è una cosa che non ci stanno dicendo, se il Napoli poi gli ha preso quei soldi, vista la crisi del mercato calcistico cinese. Sì, però non ce lo dico. A febbraio lui può firmare. Io incomincio a studiare l'andamento del Napoli dopo che finalmente si era andato via Hamsik, altro giocatore all'aeroporto, un giocatore finito, un ex giocatore, cioè il Napoli crollò non solo come punti, come rendimento, cioè proprio come azioni, tiri fatti, cioè la qualità, e i punti fatti con o senza Hamsik erano molti di meno, tanto è vero che il grido d'allarme e non fu colto, che noi quel girone di ritorno facciamo sesti, anche se arrivavamo secondi con Ancelotti, e c'erano nelle trasmissioni secondi per distacco, noi siamo secondi per distacco, però l'andamento fu molto negativo nel girone di ritorno, da sesto posto, ed era un mai vicini al primo e mai in pericolo di terzi. Quindi in quel girone di ritorno noi non eravamo qualificati per la Champions League. Vi ricordate che abbiamo fatto nel girone di andata l'anno dopo? Settimi, con i famosi 24 punti, Ancelotti, quindi la cessione di Hamsik da gran signore, senza polemico, zaino, testa china, non disse niente, non mi fate parlare, la Cina, fu molto più indolore, però evidentemente il suo peso nello spogliatoio ce l'aveva, il suo peso tecnico ce l'aveva, non fu preso nessuno al suo posto. Non è che poi non si è avvertita in termini di qualità del gioco, di punti. Quindi permettimi, vedete, qui io addirittura, vedete, non lo sto bocciando, io sarei un po' prudente nel salutare una cessione. Finalmente adesso si vince, come non è, diciamo, con lui si vince sicuramente, così, prudenza. E sicuramente nel caso Insigne dovesse andare via non sarà un saluto come quello di Marek Hamsik, che è stato addirittura, scusate il disturbo, silenzioso, cioè Hamsik non ha fatto bene, se n'è andato in una fredda serata di un Napoli-Sampdoria con 15.000 persone al San Paolo, niente, non ha detto nulla, ha salutato i figli a scuola, è andato a prendere, ha salutato i ragazzi del campetto che lui ha fatto a Pineta Mare, a Castelvolturno, proprio senza polemica, però il Napoli ha incominciato a battere in testa, adesso sta prendendo, anche se in un ruolo diverso, la sua posizione centrale Fabian Ruiz. Quindi no, ragazzi, è un tema, ma non per come ce lo stanno raccontando, perché per forza si deve, perché poi delle ripercussioni ci potranno essere, anche perché i procuratori di Hamsik non li abbiamo mai, cioè voi avete mai sentito, ecco, Valeria, facciamo un po' di informazione nella tua trasmissione. Per 2 anni e mezzo e anche dopo che se n'è andato abbiamo sempre avuto attacchi a Benitez, e mi ricordo attacchi al suo procuratore Quillon, definito come, non posso dire la parola, MO, che aveva portato determinati giocatori. Tu conosci la voce di Quillon? Qualcuno di voi che ci sta sentendo conosce la voce di Quillon? Noi abbiamo un procuratore che ci ha rotto l'anima con i terzini, mo si è preso pure Politano, lo sentiamo mattina, pomeriggio e sera in tutte le... Abbiamo appena sentito una trasmissione radio, un'altra trasmissione. Io sfido di voi a dire, no, io sentivo Quillon. Mi volete dire le polemiche legate ai rinnovi non fatti, che invece poi rimaneva, se ne va, di Callejon? Mi volete dire le polemiche legate alla carriera nel Napoli di Albiol? È vero. Queste sono le cose che fanno la differenza. Però sono quelle cose che Rafa Benitez ci tolgono energie. Sono giocatori che hanno avuto una carriera esemplare e non hanno mai creato grattacapi fuori e dentro il campo. Cioè, avete visto l'incidente di macchina e il litigio come Lavezzi col parcheggiatore di Callejon, Amanti,
esemplari, ma anche il suo procuratore, un procuratore potentissimo ma invisibile, che non ha bisogno di comparire, di spaetare e andare nelle trasmissioni, voglio trovarmelo, vi sfido e fare sempre queste minacce, trovatemelo un terzino in Europa come Mario Rui, lo rimpiangere, e sempre queste minacce nei confronti di chi... Allora, il divorzio eventuale, che io scongiuro da analista, tifoso, quello che volete, Insigne, rischia di essere un divorzio, rischia, non lo sto, ripeto, né auspicando, né lo prevedo, nel caso si verifichi, rischia di lasciare scorie anche all'interno dello spogliatoio, che poi si traducono in punti in meno. Perché immaginate, il Napoli non ha tenuto il capitano, ma perché noi... io sto ancora aspettando la partita di addio, il saluto a Marea, che gli abbiamo dato la maglietta, 500 euro, come 500 presenze con la maglietta. Sto ancora aspettando il saluto a maggio, e la società sto ancora aspettando la statua di Maradona. Quindi anche in questo tu non sei un top club, l'hai detto. A me come Guido Gentili interessa zero il fatto di Insigne. A me come analista, e cerco di analizzare il calcio in maniera seria e non ideologica, preoccupa molto, perché conosco i miei polli, sono due cose diverse. Esattamente. Ringrazio Internos League per il supporto e ci dice buonasera Guidopedia, che poi mi piace moltissimo per eccellenza statistica. Non ho visto la partita, ma leggo, sento processioni funebri e sogni infranti. Perché volare basso e pedalare sembra pura utopia per i nostri tifosi? Beh, io rispondo solo per me stesso, perché poi il tifoso napoletano è scudetto o retrocessione. Non c'eri prima, io ho detto questa poteva essere una partita, sai, vinci con la Roma, intanto la metti proprio in crisi all'interno dello spogliatoio, della società, dell'ambiente, ti fai un altri 2 giorni prima in classifica, comunque sono 27 punti in cascina che sono più di 25, tante... io ti ho detto, da quel punto di vista, te lo ripeti, sono serenissimo, proprio sereno come un bambino che si addormenta proprio nel cuore della notte col sorriso, perché sereno come uno Spalletti che si sveglia al mattino. Sì, perché noi non dobbiamo vincere il campionato, non dobbiamo stravincere, asfaltare niente, non lo vinceremo. Se dovesse succedere, ti assicuro che sarò il primo a essere felice, soprattutto per mio papà. È semplicemente una di quelle partite che poteva indirizzare il nostro campionato verso di qualcosa di subito già più ambizioso. Però io me ne aspettavo questo pareggio, perché quelle deficienze in termine soft, intendo, cioè quelle mancanze, quelle lacune, che noi abbiamo, poi sono quelle che poi vedrai nel corso del campionato, che perderai quei punti qua, porti là, a livello, diciamo, così astratto, diceva, pareggiare a Roma ci sta benissimo all'Olimpico lì, però nel momento in cui abbiamo incontrato questa Roma, ecco, una squadra come è stata negli anni tremendi, tipo la Juve Killer, ti ammazza perché oggi se Napoli vince con la Roma, intanto dici tu Roma lo scudetto non lo vinci, sia perché stai indietro di punti, ma che io ti ho dimostrato che sono più forte di te, sono venuto a vincere. Guarda che psicologicamente, come faceva, conta moltissimo, perché tu ti senti inferiore. Detto, insomma, comunque noi per quest'anno siamo inferiori al Napoli. E questa invece cosa adesso la Roma dà anche un segnale al campionato, dice noi abbiamo tenuto testa, il Napoli non è più forte di tutte le altre, e si riporta a un certo equilibrio generale anche delle prossime che ti verranno ad affrontare, e non facciamo altro che risottolineare le parole di Spalletti, che ci ricorda che ci aggiungono delle cose perché poi ti vogliono battere, ti studiano di più e tu devi fare di più e non di meno. Voglio chiarire quest'altro concetto che tra l'altro vi ho detto varie volte. Sarà che io leggo moltissimo, ho letto tanto, ho visto tanti sport, perché questa cultura me l'ha trasmessa mio padre, no? di seguire tanti sport. Prescinde che il talento e il fisico, che poi nel corso delle stagioni e degli anni tu non riesci a avere sempre le stesse prestazioni, anche pensate ai corridori, no? Che a volte prendono
delle scoppole, dice ma come quello è il record del mondo, non è che se no ogni volta fai 9,91, 9,89, 9,76, no, non è così, e non è solo l'altro, ma l'aspetto psicologico è fondamentale, è quello che poi ti rende il campione, altrimenti Cassano sarebbe un campione. Cassano non è mai diventato un campione perché gli è mancata la testa per essere un campione. E quindi aver letto tantissimo poi delle biografie, ho parlato con tanti campioni o allenatori, fa capire che questo aspetto conta tanto, ma tanto non intendo il 50%, più del 50%. È chiaro. E queste cose le valuti cammin facendo. Noi questo ci è mancato perché poi costruiamo il nulla, ci devono spiegare Napoli-Verona, c'è una strada di Napoli-Verona. No, invece noi dobbiamo, grazie ai ragazzi che siete riusciti ad arrivare fin lì, perché siete riusciti ad andare a vincere a Milano, a vincere a Roma 2 partite di seguito, a vincere questo, siete andati al di là delle vostre capacità tecniche, tattiche e mentali, e poi ovviamente fa male cadere proprio sul più bello. C'era pure il rigore su Mertens al tempo di recupero col vero per dire. Senza proprio dimenticarlo, assolutamente. Quindi l'aspetto psicologico nello sport, ragazzi, è tutto, non è che che è marginale, è tutto, cioè è quello che poi ti fa il campione, cioè non c'è stato nessun campione, nessuno sport che era un cacasotto, nessuno, perché non sarebbe non può. Ringrazio e saluto Fabio Versatile che ci dice: stasera ho visto atteggiamento strano, e aggiunge Scippo Juve, spiegaci bene Fabio che intendi per atteggiamento strano. Però io non ho visto i 15 minuti finali perché sono stati con voi, esatto. per onestà intellettuale che sapete non manca mai, ho visto che ce n'aveva di più alla fine, ho salutato la partita, lo schermo per stare con voi, ho detto questi la vanno a pareggiare, poi poteva beccare un contropiede e fare 2-0 all'Inter, però devo dire che ha avuto fortuna, io ho solo fortuna nella vita con voi, sembrava che il gol ci fosse nell'aria, manco l'avevo detto rigore per la Juve, però interessa poco, cioè, la Juve quest'anno deve fare più che i miracoli, ve lo ripeto, una cosa è recuperare quando il Napoli è primo in classifica, una cosa è recuperare quando ci sono i milanesi davanti a te. Manco la Juve ha vita facile perché si scontra con un colosso che è un po' meno di loro, ma non è una piuma come il Napoli. Quindi esatto. 10 punti dal Milan non sono pochi. Poi la Juve andrà avanti in Champions. Il Milan, ecco, vedete un punto importante che non parlano mai, e io l'ho scritto nel nostro articolo. Facciamo il calcolo che facciamo gli scongiuri, il Napoli vada in Champions l'anno prossimo, così possiamo gridare l'urlo Cozzaro allo stadio, però poi rimanere muti per 90 minuti. Io preferirei il tifo per 90 minuti e meno urlo all'inizio. E invece di godere delle sciagure altrui, tra l'altro stiamo scendendo di fascia pure come generale in Italia, perché l'anno prossimo ci supera la Germania, non saremo più in terza fascia l'Italia, ma quarta, quindi a ridosso da perdere una squadra in Champions, la quinta è la Francia. Il Milan sta soffrendo perché è quarta fascia. Il Napoli è 23esimo nel ranking UEFA, ha un punto in più dell'Inter, cioè il Napoli non è il malaugurio, è un fatto di conteggio, soprattutto se l'Inter e l'Atalanta supereranno in turno in Champions, ne basta una, e comunque il Napoli scala 10.000 punti l'anno prossimo, quindi se facesse 10.000 punti rimarrebbe con i punti che adesso, quindi deve fare 10.000 punti per... Cioè Napoli nella migliore delle ipotesi l'anno prossimo, se dovesse fare la Champions, farà la Champions da terza fascia. È molto possibile, visti i conteggi, le cose, che il Napoli farà la Champions da quarta fascia. Quindi ci toccherà o il girone di ferro o il girone di titanio. Questo perché non conta niente, è meglio uscire, ed è dura perché recuperare poi di una fascia ci metti molti anni, e soprattutto se tu fai la Champions da quarta fascia è facile che tu perda molte partite, non superi il turno e quindi ti prendi 4-6 punti che te li porti. Facendo la seconda fascia, pure che non ti qualifichi, fai solo 8.000 punti, poi vai in Europa League e fai 14-16.000, intanto puntelli con 16.000,
ma se la fai da quarta fascia, il Milan c'ha 0 punti, no? Ma 0 punti sono anche 0 punti di coefficiente UEFA? No, perché partecipare ai gironi di Europa League ti dà una pacca sulle spalle, partecipare a quelli di Champions League ti dà intanto di bonus di benvenuto 4.000 punti. E se passi i gironi altri 4.000, quindi sono 8.000 punti più quelli che fai sul campo. I 4.000 iniziali non ce l'hai in Europa League. Quindi il Milan c'ha più punti di quanti c'è il Napoli, pur avendo vinto una partita e pareggiato una partita. Sono argomenti che non dico in nessuna trasmissione, ma sono invece la base. Quindi noi andremo in Champions, ce l'auguriamo perché stiamo facendo un campionato per andare dritti in Champions, perché per ora stiamo puntando allo scudetto, ma noi andremo da terza a quarta fascia. Quindi ci aspetta il girone di ferro. E con tutte le banalità che diremo, toglie i punti, come si chiama là? Benvenuti nel mondo reale di Guido. Perché poi andiamo in Champions e perdiamo, toglie punti dal campionato e non riusciamo ad andare in Champions. Non è malaugurio, è che se l'Atalanta ha quei punti, 1,5 punti in meno del Napoli, noi quanti punti possiamo fare, Valerio, al massimo? 4 vittorie e un pareggio, quindi 4 e 2, 8, 9.000 punti, no? L'Atalanta ne ha già 4 e 2, 6, 1, 7, c'ha 7.000 punti. Io ne ho calcolati con tutte le vittorie, quindi se già l'Atalanta vince un'altra partita e ne perde 2, ha gli stessi punti del Napoli, vincendone 4 e pareggiando 1, ma verrebbe declassata in Europa League. Se l'Atalanta passa in Champions League, no? Già prima di finire quest'anno già c'è il sorpasso dell'Atalanta ai danni del Napoli, e quindi già il Napoli è in quarta fascia. Se ci sorpassa anche l'Inter, siamo 25esimi. È la prima squadra che noi dovremmo superare, cioè la 16esima, cioè l'ultima della seconda fascia, è il Borussia Dortmund, e noi abbiamo 18.000 punti in meno del Borussia Dortmund. Quindi noi in seconda fascia servono 2 stagioni e mezze buone in Europa per recuperarla, amici bellini. Questo perché abbiamo fatto molto male in questi anni. Giulia ci dice: non si può vincerle tutte, il problema è che dovrebbe essere così per tutte. Giustamente, mentre vedo l'amico Tiro a Giro che con l'immagine di Caccamo sta cantando praticamente la canzone, vedo un messaggio dietro l'altro. Juan Jesus sarà all'altezza per sostituire un centrale tipo Manolas che sta scassato? Allora, un'altra cosa, questa è una domanda parziale, allora te la completo, perché ho sentito delle inesattezze. Per accordi e regolamento, i calciatori che parteciperanno alla Coppa d'Africa devono essere con le nazionali 15 giorni prima, almeno 15 giorni prima, scusate, dell'inizio della competizione. L'ho sentita sta cosa. Quindi i calciatori non li perderemo, come si dice a gennaio, li prenderemo già prima cioè alla pausa di Natale. Potrebbero qualcuno partire addirittura già l'ultima partita prima della pausa di Natale. Sul loro poi rendimento dipende dalle qualificazioni, cioè di quale squadra passa il turno, si arriva in finale. Le squadre di Koulibaly e Thuram sono di quelle accreditate per arrivare almeno in semifinale, però lì poi lo vedremo. Perdere quei giocatori non significa perdere solo dei titolari, e noi perdiamo proprio i titolari, nel senso Koulibaly, Anguissà e Osimhen, più ovviamente eventuali riserve o Unas e Gulam, ma significa che il Napoli intanto deve far giocare altri giocatori titolari, non ha i sostituti, no? Nel senso che se il Napoli c'ha 3 terzini adesso, tranne Gulam, e perde Koulibaly e comunque anche Gulam, se tu hai la squalifica di Manolas, un infortunio di Manolas o di Lorenzo, veramente tu devi, speriamo di no, sacrificare quel santo uomo di Elmas che ormai fa tutti i ruoli, e vedrai Elmas terzino sinistro. Già abbiamo visto un accenno, Spalletti già l'ha detto, voglio sottolineare Elmas che ha fatto il quinto, e poi ci lamentavamo che Gattuso la usa. Secondo me, Valerio, quella scelta non è stata non solo funziona la partita, secondo me lui ci sta lavorando, perché ovviamente si è fatto i suoi calcoli, 2 mesi, cioè noi perdiamo almeno 2 mesi questi calciatori,
perché la gente fa adesso solo 4 partite, non è così. E tu c'hai Mario Lui e basta, no? A sinistra, cioè non c'è manco il Gulam figurina, c'hai Manolas e come si chiama? Rachmani titolari. Manolas è arrivata alla quarta squalifica, perché insomma alla 20ª tu puoi aver accumulato 4 cartellini gialli, tu c'hai 2, quindi servirà, non è solo Juan Jesus, servirà veramente l'adattamento di altri giocatori che non solo si sacrificano, che mostrano quantomeno di reggere il campo. Cioè, sarà un periodo duro, dove tu tra l'altro, avendo fatto 8 su 8 nell'inizio del campionato, nel girone di andata, seppure fai solo 2 pareggi, amici bellini, no? Dice, se comunque hai fatto 7 vittorie, cioè 6 vittorie e 2 pareggi, sono 4 punti in meno già che hai rispetto al girone di andata. Ecco perché poi non si può fare la proiezione ovviamente sul doppio punteggio. Quello non è lamentare, sarà un periodo difficile perché non ne perdi 1, ne perdi 5, di cui 3 fondamentali. Ma adesso vedremo non solo Spalletti, i suoi ragazzi come lo seguono, che risposte gli danno, però l'hai notato pure tu, potremmo vedere Elmas Jolly veramente. Sicuramente. Fabio ci aiuta e ci spiega quello che intendeva prima. Spesso Rachmani fermo con il pallone al limite dell'area, idem Koulibaly di Lorenzo, mai una verticalizzazione rapida, Ospina che rallentava i rinvii, forse ho visto solo io un'altra partita. Guarda, l'ho visto spesso anche io, Fabio, lo stare fermo uno dei 2 difensori e aspettare una soluzione che non c'era, ma perché loro stavano uomo su uomo in attesa, non facevano un pressing. Caro Fabio, innanzitutto il Napoli ha giocato giovedì, la Juve l'Inter martedì, la Juve mercoledì, e stanno giocando sempre le stesse persone, cioè alla fine tranne Manolas hanno giocato gli stessi di dietro, Fabian e Anguissa hanno fatto più di mezza partita davanti. Sì, è vero, il finale non ci è piaciuto, erano fermi, quello che hai detto è un'analisi corretta, ma anche perché la Roma rinunciava a questo pressing alto, erano 2 linee fortissime dietro, una sorta di 4-4-2, quando, come si chiama, Veretù ha fatto quell'azione solitaria, si è staccato per andare a fare quel pressing alto, Guidolin l'ha omaggiato, ha detto così serve ogni tanto un giocatore. Quindi erano tante variabili, la stanchezza, ma minori movimenti di quelli davanti, non la profondità che non ti hanno dato, anche una scelta cioè Mourinho è un figlio di Antroc, cioè Mourinho è andato a palleggiare in testa a Torino alla Juventus e se n'è tornato con 0 punti, molto incazzato, lamentandosi con gli arbitri e tutto. Oggi non ci è venuto a palleggiare in testa. Poi la Roma quando riparte è veloce, c'ha talento. Considera che Mourinho è un allenatore che storicamente fa molto meglio in casa, è stato anche un allenatore che per anni ha avuto il record di imbattibilità con 4, cioè 7, non so quanti anni senza perdere una partita in casa tra Chelsea, Inter, sono valutazioni che vanno fatte, cioè, storicamente è un allenatore che in casa sua non è facile affrontare, prima di darti una vittoria devi sudare 7 camicie, però ho visto una squadra alla fine non solo meno brillante, a me non è piaciuto, perciò sono arrabbiato alla fine il Napoli, perché mi è sembrato meno preciso tatticamente rispetto, vedi come è riuscita a vincere col Torino, con le leghe avversarie, non si è mai disunita, aveva le idee chiare delle azioni, l'idea chiara di come occupare gli spazi, quei pochi spazi che ti lasciavano. Oggi si è un po' accontentato del finale e quando ti accontenti puoi anche rischiare di perdere con una squadra cinica. La Roma è una squadra talentosa che va a folate e non essendo cinica non l'hai persa. Oggi forse con Milan l'avresti persa. Perché poi l'ha dimostrato nel finale col Bologna di avere quella... 0 punti persi con le piccole il Milan. Esatto. Ringrazio Tore Falanga che con il suo supporto ricorda a tutti gli amici bellini di mettere un like. Io oggi sono stato pigro e non l'ho ricordato, chiedo scusa io, ma perché ero preso dalla natura della trasmissione che è stata molto analitica, Guido, oggi. Mi è piaciuto molto.
quello di cui abbiamo parlato. E Stellina, perdonate la mia distrazione, carenza di memoria, ma Guido non ha social su cui seguirlo o cose così? No, scrivo sul sito, no, per sempre Napoli. Esatto, ricorda il blog dove... No, proprio un sito, una testata giornalistica registrata. Sì, Un chiamato video che adesso ripartirà al canale YouTube, ma dove mi occupo del mio mestiere, il cinema. Però la mia vita è live. Per esempio, fortunatamente domani non ci vediamo, se saltavi oggi, perché domani è lunedì, i martedì sono i martedì pazzesco di Valerio, ma domani è martedì, c'ho rassegna, quindi si presenta il film. L'altra volta abbiamo fatto questo collegamento ponte tra la presentazione e la post discussione. Mi puoi seguire, ma è una cosa di cinema, non so se ti può interessare. Guido Gentile _ piano sequenza, e su Per Sempre Napoli invece si parla di calcio. Sono poco social perché ho sempre avuto un contatto umano reale con le persone. Questa è un'esperienza abbastanza bizzarra per me, ma è talmente simpatico e bravo Valerio che è gratificante vedere quanto diventa sempre più bravo e quanto cresce. Ma il disagio di stare davanti a una sorta di telecamera, anche se fortunatamente il PC dà meno disagio del telefono, è forte. Quindi per ora sono questi due. No, non ho Instagram, per dire, non ho WhatsApp, sono ancora, ma non perché sono posso dire un dinosaurio con repulsione nei confronti della tecnologia, ma proprio perché non avrei il tempo di gestire una vita social, avendo la vita social in carne ed ossa, anche perché ricordo tutto quello che dicono le persone ai miei appuntamenti, quindi diventa anche un gioco molto divertente, che io li spunzecchio questa cosa, noi l'abbiamo detto, io vi ho detto questo, ed era molto gratificante, se mi permettete. Però bisogna avere adesso un po'. Scusa la lungaggine. Grazie Stellino. Qua io vi spiego anche il motivo per cui nasce il canale, ovviamente per la voglia di parlare di calcio, di condividere, eccetera, eccetera. Ma quando io faccio i video mi serve anche per la mia memoria, perché è notorio tra gli amici miei in vita reale, tutti sanno che io dimentico cose molto facilmente, ho buchi di memoria della mia infanzia. Stando con Guido, anche per osmosi virtuale, la mia memoria secondo me sta migliorando. E su questa domanda di Marco, che dice: puoi chiedere sull'acquisto di Osimhen pagato 50 più 3 della primavera, valutati 20, se è una cosa normale? Credo sia la rovina del calcio gonfiare così i prezzi dei calciatori. La mia memoria si triggera e mi ricordo che tu lo identificasti come quella variante, come la chiamasti? No, variante. Valore anomalo. Bravissimo, il valore anomalo, facendo, Guido, uno schema dove all'interno delle solite operazioni del Napoli c'erano tutti i pallini all'interno di un cerchio che rappresenta la statistica generale, mentre Osimhen è completamente fuori da tutta la logica degli acquisti del Napoli, proprio come valore anomalo. Marco Borriello, se arrivi, non sono in ritardo, mi spiace, qua ti mettiamo sotto scacco. Sì. Proprio perché io non sono ideologico e non vengo qua a fare il tifoso del Napoli. Infatti mi sono preso un sacco di insulti. Mi ha detto Rita che uno mi ha chiamato Mughini, ma lei non mi vuole dire gli insulti che mi arrivano. L'ho detto alla Sicilia, si è fatto un sacco di risate, perché ha detto non ci potrebbe essere una persona più distante del tuo universo da essere Mughini, cioè se mi devi offendere di frocio, impotente, stupido, coglione, non ti petti, il che è vero, ma Mughini no, cioè trovami una similitudine, a parte che io ho un modo di vestire molto più anonimo, camicie celesti, a righine, a quadretti, maglioni a tinta unita, quindi occhiali neri, più sobrio dico, non è che il mio è bello, il suo. Ma avendo fatto statistica, quindi diventiamo ripetitivi, proprio feci il grafico spiegando che cos'è un valore anomalo in statistica, rapportando, facendo le proporzioni di tutti gli acquisti del Napoli, quindi in valori economici, e quanto era distante quell'acquisto del Napoli, che per la prima volta aveva fatto un'operazione di mercato che in particolare la Juve, Genova, la Juve e il Sassuolo hanno sempre fatto, anche l'Inter qualche anno fa fece delle operazioni, 112 milioni di plusvalenze con giocatori primavera che non hanno mai messo piede in Serie A. È legale. Io nel mio articolo ho scritto
se vuoi sapere la mia opinione, sono operazioni che salvano apparentemente momentaneamente il bilancio. Ti cito, scusa, non per mancanza di eleganza, ma perché, visto che mi hai fatto questa domanda, ma che non si vedono in campo. Quindi la mia opinione, questa è la regola, quindi non è che noi possiamo dire no, finché è consentita. Il punto è che vi piace vincere la gente facile con tutte queste operazioni, poi vi lamentate che la gente stoppa male un pallone. Quindi tutte queste operazioni di plusvalenza nel corso degli anni hanno rimandato problemi che poi in realtà le società sono quasi tutte indebitatissime, però poi si sono tradotte in partite noiose e scadenti, perché poi non le vedi in campo. Quindi il problema non è Osimhen, Marco Borriello, sono le regole che hanno permesso queste distorsioni che adesso ci portano un calcio, e non lo dico per nostalgia, per fare il vecchio, non vi posso assicurare per memoria, che è molto meno tecnico quando invece dovrebbe essere molto più tecnico del passato. Allora, Alevis ci chiede: Mertens deve riprendere il posto da titolare se Zielinski continua così. Anche oggi, come contro il Torino, è mancato il supporto ad Osimhen ed è giusto, perché si è riempita poco l'area insieme, cioè Osimhen era spesso molto isolato. Integro questa domanda, Guido. Spesso l'anno scorso abbiamo visto quando li abbiamo avuti, quindi quale spesso? Pochissimo, ma all'inizio campionato, da quando entra poi Osimhen, si utilizza Mertens alle spalle di Osimhen da subito, il Napoli crea tanto e ovviamente non sai da dove prenderli. Spalletti sta cominciando quasi sempre, se non sempre, con il 4-3-3 proprio schierato, e poi è nel finale della gara che si arriva al 4-2-3-1 con la doppia punto, con il sottopunto. Secondo te avremo, chiamiamolo coraggio, oppure la scelta di cominciare subito con due attaccanti? Ti dico quello che penso. Punto primo: io non sono un grande sostenitore e fautore della zona Cesarini o Mazzarri, come il famoso gol di Lavezzi a Cagliari, no? Che poi sbagliò il tiro, scivolò. Il mazzo, quello fu il famoso mazzo. Con Ariemma è finita, spegnere, arbitro, fischia. C'era la punizione, loro contrasto la punizione, contropiede fulminante, e Lavezzi fa gol. Albino mi pare. Tutte e due, per dire. Io vabbè. Perché una volta ti va bene, 2 volte ti va bene, poi è molto difficile gli ultimi minuti, perché vi sto dicendo questo, non vi preoccupate, abbiate pazienza. Si gioca di meno. Oggi la sostituzione di 8 minuti e mezzo di Mertens non mi è piaciuta. Non è che poi lui è svogliato, eccetera, non ha avuto la possibilità di dare la scossa alla squadra, no? Di incidere con qualità, che invece ha avuto, per esempio, col Torino. Non solo perché non sono un fatto di pochi minuti, tu puoi avere una squadra che è molto brava a riprendersi il pallone, tu ci metti 2 minuti a riprendersi il fallo, oppure si prende un fallo, stai a terra. Pochi, per me le sostituzioni, tranne eccezioni che tu hai avuto la fortuna di segnare al 94esimo, per avere la speranza di poter uccidere un giocatore deve entrare a 30 minuti, 25 già stai rischiando, sotto i 25 è pericolosissimo. Quindi oggi male. Il rischio c'è, e ti rispondo concludendo, è che se tu sei primo in classifica diventi un po' conservatore. Cioè io spero che il Napoli non faccia meno di 7 punti, ma non perché sto facendo la grilla, si vince col Bologna, perché così non si fa raggiungere troppo dalle squadre che inseguono. Ma mi sta anche bene che sia secondo, non prima in classifica, in modo tale di avere un maggior coraggio in certe scelte, perché capita a tutti gli allenatori, anche più bravi, che a un certo punto poi tu intanto fai quello che è sicuro che fino adesso va bene. Invece noi abbiamo bisogno di quello che dobbiamo chiamare fattore Ciro, poi non so come lo chiamerà Spalletti, il comandante, sia durante la partita che prima della partita, perché ci possono essere partite dove invece tu vai in vantaggio 2-0, serve subito la scossa, ma serve per la qualità, ma soprattutto per la ferocia. Mertens è un giocatore che va a aggredire le palle, per la scossa proprio di
quasi come se fosse una scossa di adrenalina, non possiamo privarci del fattore Mertens, perché caratterialmente è molto diverso dall'Insigne, è molto diverso da Koulibaly, che è troppo un bravo ragazzo. È C'è vero. bisogno un po' di Zelinski, è proprio freddo, come io e lui farei battere i rigori, no? Sia per la tecnica, sia per la tattica, ma anche proprio per la forza e l'entusiasmo che riesce a dare attorno a sé. Abbiamo pochi jolly nel nostro mazzo. È folle non sfruttare quei 2 jolly rispetto a altri che ne hanno 7-8, quindi è fondamentale. Il rischio è che diventiamo conservatori nelle scelte tattiche. Il rischio non è che sto dicendo succederà, però è perché nel calcio, se tu ricordi, qua ti aiuta la memoria, capita un po' a tutti, tant'è vero che a volte tu fai certe cose sulla mossa della disperazione, perché sei sotto di 2, perché ormai se perdo mi esonerano, poi ti va bene, quindi siccome comunque una classifica lusinghiera quella che ha nel Napoli, si può oggi l'idea per esempio è quella che siamo stati conservatori a fine partita. Un po' l'accettare, lo accetto di buon grado il non perderla. Ringrazio ancora Enzo per il supporto straordinario, grazie mille, e si ritorna al discorso di gennaio anche per i cristalli di Manolas, nel senso che è un giocatore molto fragile, in difesa prenderanno qualcuno e poi ti cita Guido, dice: sto ancora aspettando i saluti ad Hamsik e Maggio, copiose lacrime bagnarono i volti dei veri tifosi. Ma sì, perché ti ringrazio veramente di cuore per questo messaggio, perché è vero che devono essere tutti professionisti, ma a questo punto saremmo innamorati tutti della stessa donna o uomo, tutti amici della stessa persona. C'è chi è più simpatico o meno simpatico, ci sono giocatori che sono passati con professionalità e dignità per una stagione, mezza stagione, sono dei giocatori che ti hanno lasciato il cuore, quindi mi pare anche fin troppo ovvio e scontato che questi 2 uomini a questo punto non sono più nostri calciatori, no? Meritassero, ma per loro, per le loro famiglie e anche, se permettete, per noi, era reciproco la gioia che ci dovevamo dare in un saluto. Il saluto è triste lì per lì, no? Perché effettivamente è triste di sapere che nell'ultima partita di Manex, però dopo te lo ricordi con gioia. Io sono andato a Napoli-Crotone solo per abbracciare e salutare il Cristian Maggio, poi non me l'hanno fatto fare perché se non metteva i sai e mi è tolto la gioia, l'è tolta la sua famiglia, c'era la sua moglie, i figli, c'erano i suoi parenti con la maglietta, grazie Cristo. Quindi per me queste cose, mi ha insegnato mio padre, sono importanti nello sport, perché è vero il professionismo che citavo prima, Wayne, però siamo prima di tutto esseri umani. E io ho sempre pensato, probabilmente mi sbaglio, perciò sarò severo con il San Paolo vuoto, che noi in questo eravamo speciali, eravamo sicuramente prima molto speciali, di veramente testimoniare un affetto che andava al di là del risultato. Non era una frase fatta questa qua, e prima era veramente al di là del risultato, al di là della maglia. Se ci togliete anche questo, lo dico alla società e ai tifosi che gridano merda su un rinvio, ma nel vostro cervello ci dovete gridare quella parolaccia. Noi siamo in Napoli, siamo pittoreschi, siamo calorosi, siamo un po' ingenui, ci deprimiamo, ci entusiasmiamo, però non eravamo così incivili, questa cosa la tengo di. Ecco, però se ci togliete la gioia di amare i nostri calciatori, a questo punto diventiamo dei robot pure noi. È vero. E mentre Medium Academy ci dice un olimpico infuocato oggi, a me non può non ritornare in mente, insomma, la scena dell'addio di Totti, che Bellissimo. è un momento che da tifoso del Napoli mi ha emozionato fino alle lacrime. Quindi immagina cosa possa significare per i tuoi tifosi. È normale che poi diventa una leggenda, è normale che poi, se fanno una fiction, Spalletti diventa il cattivo della situazione, nemmeno l'antieroe, è proprio l'antagonista della situazione, e Spalletti poi ci regala un'altra frase di quelle là straordinarie, dice: io non la voglio spoilerare, ma faccio la fiction mia, farò la mia serie TV, e poi vi dico il titolo, speriamo di morire tutti dopo, invece ne speravo di morire prima, perché ci dà sempre uno spunto Spalletti, non c'è niente da fare. Tu pensa se Insigne va via da Napoli,
che quando quel tifoso, non so se è un tifoso, quell'amico bellino, quello sportivo, vedi, non vedendolo in carne e ossa, e di nuovo mio non è né una previsione né un auspicio né gufare, cioè, è un'ipotesi. Mamma mia, io spero che non accada, e se dovesse accadere bisogna vedere che contraccolpo avrà, perché non potrà non averlo, no? Perché sarebbe il terzo capitano, anche se non è colpa sua, fatto fuori, cioè saranno ripetute domande, ripetute frecciatine, e tu puoi avere la pazienza di Giobbe, no? Qualcuno potrebbe anche insinuare a questo punto è stato preso proprio per l'exit strategy. No, vedi che è importante questo passaggio che fa qui. Non sarà un passaggio. Chiaramente, se dovesse rinnovare scongiurato pericolo, ma provate a immaginare se non dovesse rinnovare e andrà via con questo allenatore che ha sulle spalle, cioè la prima cosa che gli hanno chiesto in conferenza stampa, non come giocherà in Napoli, Totti, prima di questa partita, Totti, la conferenza di questa partita, Totti. Figurate se succede con Insigne, diventano Icardi si sta facendo fuori per fatti suoi, per dire, e quindi almeno non glielo ricordano, e poi comunque non ha il mito di Totti, no? Cioè che se fosse un altro allenatore sarebbe solo la bomba che esplode Insigne, ma è questo allenatore, è vero. E quindi poi non è una situazione proprio limpidissima, è una situazione che va presa come uno dei parametri che possono causare perdita di punti, perché ragazzi l'energia che uno, cioè in una giornata, voglio spiegare questa cosa, se io devo perdere del tempo a risponderti anche in maniera stupida e maleducata a questa domanda, se devo perdere del tempo a questo, è tutto tempo che non sto dedicando a un'altra cosa. Ecco, questa in conferenza stampa, e poi quello là che ti nasconde l'articolo del giornale perché comunque invece poi lo vieni a sapere, e poi moltiplica 100 situazioni che non portano nessuna utilità sul campo. Noi ci proviamo questo schema a cui tu comunque devi stare appresso, anche in maniera scontrosa e maleducata, ma ci sono. Ecco perché Benitez disse spalla a spalla, perché non cambiare, proviamo spalla a spalla, e lo disse per 3 conferenze stampa e fu stato fagocitato, perché provate voi in una vostra normale giornata, chiunque di voi nella vostra professione, se in quella giornata delle 24 ore 10 ore doveste perderle per stupidi attacchi e sciocchezze, a parte che perderebbe la pazienza, non le potrebbe impiegare per studiare, diventare bravo una cosa. Dice, io ho 10 pazienti come dentista, ne posso servire solo 5, no? E 5 facendo di fretta. Ragazzi, nel calcio quelle cose poi tu le vedi in punti in meno sul campo. Ragazzi, siamo arrivati a 3 ore e mezza. Io sono molto molto soddisfatto di questo appuntamento post partita. Sono soddisfatto di non aver perso e sono soddisfatto di avere un ospite gentilissimo che ci fa tenere il livello sempre più in alto. Quindi voglio ringraziare Guido Gentile per la sua disponibilità. No, sempre grazie a voi, soprattutto per la pazienza e la cortesia. Grazie per gli interventi. So che tu glieli hai mandati di persona. È un argomento su cui vorrò con calma, oggi già hai fatto una super live, tornare. Voglio mandare i miei saluti a Tore. Sì. Perché io poi recuperai la parte finale quando dovevo andare a lavorare, andare via. Sì. E 2 passaggi, di cui uno molto importante, ci torneremo sulla qualità delle magliette. Lui lo fece preciso da un punto di vista tecnico. A me piace quando le persone propongono idee, propongono metodologie, soluzioni, e quindi quando si alza così tanto il livello, propongono anche idee, come nel mio piccolo a volte faccio io, permettimi, facilmente raggiungibili. Idee facilmente raggiungibili. Non Messi, Bernabeu, cosa là.
quindi te le faccio, non so se sei in ascolto, te le faccio di persona. Vorrei che poi una volta, quando insomma non siamo stati così a lungo in live, torneremo su un paio di argomenti. Io ci scrissi un articolo, ci riscriverò un articolo, non demordo. Io non so se sono stato fautore sulla proposta di riempire lo stadio di bambini, riempiremo il Primamello. Io, ecco, società, continuiamo però su questa via, non deve essere stato solo questo appuntamento. Ho visto tanti bambini felici, e tanto è bello che Napoli ha vinto 3-0, sono una nuova leva che deve crescere, possibilmente accompagnata da noi adulti più civili, che se qualcuno grida merda incominciamo a fischiarli noi, a noi stessi tifosi, e quindi non demordiamo. Idee, proposte, qualità, sportività, quindi volevo ringraziare Tore, anche se non era rivolto a me, nel senso, lui mi ha fatto un complimento che sicuramente non merito, però quel passaggio mi è piaciuto, anche perché poi ci fu un'amica bellina che sottolineò da un punto di vista della tradizione e anche della manifattura napoletana, del campo della tessile, è che noi siamo l'eccellenza, siamo la città del artificio, per esempio, più famoso al mondo. Quindi fare anche delle cose che abbiano una logica sarebbe importante, però è un argomento molto interessante su cui ti chiedo, vorrei che ci tornassimo. Sicuramente ci sarà una connessione. Cioè tornare su una cosa in Napoli, su certe cose. Qui te la lancio, ve lo dico in anteprima. Voglio fare un articolo dove lancio una proposta, quindi questa è un'anteprima assoluta per Valerio Fluido. Società Sportiva Calcio Napoli, cosa aspetti a contattare Paolo Sorrentino? Hai uno dei registi più visionari al mondo, che nel pieno della sua carriera, apprezzato all'estero, cosa aspetti a commissionare a Paolo Sorrentino una serie di corti d'autore che portino con un'eccellenza assoluta cinematografica l'immagine del calcio Napoli, quello che significa il calcio Napoli per città di Napoli nel mondo? Vi lancio questa proposta, società per il canale di Viareggio, poi ve la scriverò per sempenapoli.it. Non perché, attenzione, Valerio è un tifoso del Napoli, perché è un regista visionario e anche tifoso del Napoli, quindi sicuramente sarà contentissimo. Tra l'altro quest'anno, nell'anno del suo film, è stato La mano del Dio. Che cosa stiamo aspettando? Fate presto. Ciao. Ciao Guido, grazie. Guido Gentile. Gesù, va bene, siamo a livelli inarrivabili. Signori miei, io vi bacio forte, la mia chiosa non ha nemmeno senso di esistere, perché se non sfruttiamo l'immagine di Lozano con la maglietta di Halloween, che tutti i messicani si mettevano sicuramente ad Halloween qua a New York la parata e si vestivano da Spider-Man, Lozano era proprio perfetto ed era gratis, figurati se facciamo questa proposta qua che ci dice Guido, ma la speranza è l'ultima a morire, come dicono quelli bravi, il campionato è ancora lungo. Vi bacio tutti a 1-1, Stellina, Fabio, Federico, Gilles, Internossi, il Nightbot, Valentino, Carlo, Polli, Rita, tutti quelli che hanno mantenuto un'alta qualità di questa live. Bene così, continuiamo così. Domani sapete ovviamente l'appuntamento solito imperdibile, visto che è martedì, se si fa approfondimento tattico, Lavagnetta e tutte le cose belline. Vi voglio bene, ci vediamo presto. Vedo anche veramente ci sono molti messaggi che non sono riuscito a salutare, mi dispiace tantissimo. Grazie per la partecipazione alla trasmissione, meglio dei programmi TV live da seguire, sorseggiando una bella tazza di tè ed un biscottino ai cereali. Vedi che cosa meraviglia, che cosa meravigliosa. Levitan. Allora, un bacione a tutti. Mattias, Marco Borriello, che ci stiamo cominciando a capire, quindi questo anche mi fa piacere. Roberto M e tutti gli altri. Signori miei, a presto, ma prestissimo. Dove sta la sigla? Sta qua da New York. Ciao.
Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.